Buongiorno a tutti, benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi avremo ospiti qui in studio Antonio Calligaris, consigliere regionale della Lega, e Igor Gabrovec, sindaco di Duino Aurisina. Se volete parlare con i nostri ospiti potete farlo come sempre chiamandoci qui alla diretta, anche per fare le vostre segnalazioni, oppure scrivendoci una mail sempre al nostro indirizzo che vedete in sovraimpressione. Avremo naturalmente anche la nostra rassegna stampa del mattino che avvia la trasmissione e anche le previsioni del tempo naturalmente. Allora andiamo a vedere in questa giornata un po' particolare con un brusco calo delle temperature il quadro meteo secondo l'ARPA regionale. Dunque la situazione generale: una depressione di origine atlantica interessa l'Italia, favorendo sulla regione l'afflusso di correnti nord-orientali negli strati medio-bassi, meridionali e più umide in quota. Mercoledì continueranno ad affluire correnti a tratti umide da est in quota. Quindi per oggi, martedì 14 aprile, cielo in prevalenza coperto, con probabili piogge discontinue da moderate ad abbondanti, più intense su Piancavallo, sulla bassa pianura e sulla costa centro-occidentale. Possibile qualche temporale. Quota neve sui 2200 metri, sulla costa e sulle zone orientali, quindi qui a Trieste, soffierà la bora moderata, forse sostenuta a Trieste, in calo però nel pomeriggio. Questo è il quadro di oggi, ma andiamo a vedere le previsioni per domani, mercoledì 15 aprile. Sui monti cielo nuvoloso, sulle altre zone nuvolosità variabile, possibili qualche pioggia sparsa e qualche locale rovescio temporalesco pomeridiano. Sulla costa al mattino soffierà bora moderata, poi brezza. E ancora giovedì 16 aprile nuvolosità variabile, nel pomeriggio possibili piogge sparse o qualche locale rovescio temporalesco, più probabili sulla fascia prealpina e alta pianura. Sulla costa al mattino possibile vento da nord-est moderato, poi brezza. Ancora uno sguardo a venerdì 17, sui monti variabile per la formazione di nuvolosità pomeridiana, su pianura e costa cielo sereno o poco nuvoloso. Questo è il quadro del tempo secondo l'Osmer ARPA regionale. Andiamo a vedere ora le prime pagine dei giornali che sono in edicola oggi. Allora andiamo a vedere il Piccolo di Trieste. Vediamo che ancora l'argomento del sabotaggio del traliccio è all'attenzione del quotidiano locale. In prima pagina, foto satellitari al setaccio, traliccio sabotato in Carnia, caccia al comando, si cerca anche tra i dati delle celle telefoniche. Gli inquietanti dettagli dell'indagine europea in corso, al vaglio possibili link con l'attentato fallito al gasdotto tra Serbia e Ungheria. Fra poco, poi dopo le prime pagine dei quotidiani, vedremo anche il nostro servizio, anzi i vari servizi che abbiamo realizzato nella giornata di ieri da diversi punti di vista su questa vicenda. Ma andiamo a vedere anche la mossa del fondatore di MSC, a Ponte cede ai due figli la proprietà. L'evento del gruppo NEM Top 100 racconta le donne leader del cambiamento. La notizia di cronaca che ha aperto anche il nostro telegiornale: quindicenne ferito alla testa da due ragazzi in via Pascoli all'uscita dalla scuola, aggressori per ora in fuga. Questo nelle cronache. Andiamo a vedere anche mano tesa all'Islam, il cimitero a Cattinara, individuato il terreno. Madre morta da 3 anni, faro sui conti della figlia, pensione incassata, e questa è la domanda che ci si pone, una delle domande insomma di questa tragica vicenda. Chioschi ed ex edicole, partita l'operazione pulizia, nuove regole di decoro, già 15 rimossi, ora tocca ad altri 7 da Via Franca al campo Belvedere. Vediamo ancora le notizie internazionali. Trump insulta il Papa, è un debole, ira di Meloni, attacco inaccettabile, il presidente USA è stato eletto grazie a me, dice sempre di Leone XIV, che replica: non mi fa paura. Vian perderà il consenso dei cattolici americani, ex dell'Osservatore Romano commenta così la notizia. Va all'asta l'atelier di Corradini, molti bronzi tra le 115 opere in vendita. Andiamo a vedere la pagina del Isontino di Gorizia Monfalcone. Tra le varie notizie
notizie, c'è anche la politica a Grado torna il Carroccio, ci salgono i due Marin, Roberto Marin da AN al PDL, poi da Forza Italia alla Lega, sotto la regia di Anna Cisinta. Il ritorno del Carroccio a Grado e c'è pure il figlio Filippo. Ieri è stata presentata la novità. Poi 20 imprenditori cinesi nell'Ascom Monfalcone, iscritti per la prima volta come soci. Il presidente Comolli dice importante coinvolgere tutte le comunità, insomma una realtà sicuramente molto attiva anche nella zona di Monfalcone. L'isola di Pescatori diventa turistica, urbanistica il volume, poi Gorizia riscopre i suoi 10 quartieri con una collana a firma di Roberto Kovacs. Andiamo a vedere anche le notizie dell'Ungheria, svolta in Ungheria, Magyar tolgo i veti su Kiev e ora che Putin fermi la guerra. Andiamo a vedere le prime pagine degli altri quotidiani, quelli nazionali. Dunque andiamo sul Corriere della Sera, Trump attacco shock a Leone XIV, questa è insomma la notizia che è presente un po' in tutti i giornali. Il tycoon dice è un debole, il Papa non ho paura, non dibatto con lui, blocco navale a Hormuz, la condanna della politica, Meloni da Donald parole inaccettabili, Tajani in Libano, Israele convoca l'ambasciatore italiano. Prevost, gli USA e quel conclave non capito, le reazioni oltre Tevere. E poi Kiev parla Budanov, vicini all'intesa sulle garanzie di sicurezza. Picchiato a morte davanti al figlio, l'omicidio ammassa altri 2 minorenni tra gli indagati. Un'altra notizia tragica, in Puglia esce da scuola travolta da un albero a 12 anni, il pino sradicato dal vento, operaio ucciso da un palo. Magyar, festa e svolta al lavoro per l'Europa in Ungheria e ignora Donald e Putin. Via dopo Orban, l'Italia partner chiave, dice il nuovo leader dell'Ungheria. Levategli il telefonino e il commento del caffè oggi di Massimo Gramellini. La Stampa, lo scisma di Trump, questa è la foto che si trova anche in altri quotidiani. Il presidente attacca il Papa, debole e pessimo, Leone non ho paura e non faccio dibattiti con lui, lo sconcerto del mondo. E poi l'intelligenza artificiale va controllata, capisco le paure, Altman e gli spari contro la sua casa. Vediamo ancora Magyar più Europa, basta Russia. La Repubblica, Trump, oltraggio al Papa, frasi senza precedenti in un post su Truth. È un debole, pessimo in politica estera, eletto grazie a me. Poi insiste, non mi scuso, la replica del pontefice, non ho paura di lui, non ci discuto, proclamo a voce alta il messaggio del Vangelo, basta con le guerre. E questa è insomma la seconda parte della risposta di Papa Leone. Navi USA bloccano stretto di Hormuz, l'Unione Europea un danno, petrolio in rialzo. Forza Italia, Barelli contro i Berlusconi, il partito non si guida da fuori. Per la politica italiana è anche il caso Conte Di Maio di sfida draghista. Ancora il Fatto Quotidiano, Provini, autori di Ciao Darwin, Marina B si prepara alla politica, intanto convoca Cirio e incassa l'addio di Barelli. Anche qui insomma la questione di Forza Italia ma da altri punti di vista. Poi fuori controllo, Leone pessimo, non mi fa paura, Trump si crede il Papa. Questa è la lettura del Fatto. Meloni condanna tardi e inaccettabile, Prevost continuerò a dire no alla guerra, Donald cancella un meme blasfemo, Hormuz blocco navale USA suicida. Il Giornale, l'antipapa, scisma di Trump contro Leone, Meloni si infuria, attacco shock, Prevost pessimo e debole, la premier inaccettabile, manina di Obama sul grande caos, il retroscena, il commento è così padre Bob si fece pontefice, il medioevo social del potere temporale, la foto fatta con l'intelligenza
artificiale. Blocco navale USA su Hormuz, chi lo viola verrà eliminato. Majar gela la sinistra. Giorgia, ottimo lavoro, la incontrerò presto. L'accusa da Scatassuna, violenze e ricatti, gli sfottò a zero calcare. Libero, la verità su Trump e il Papa, scontro Chiesa e Impero, gli intrighi vaticani dietro l'assalto del tycoon, sono in corso manovre per influenzare Leone e spostare il voto cattolico americano verso i Dem. Da qui la sfuriata di Donald. Questa è insomma la lettura. Meloni dal presidente USA, parole inaccettabili. E a sinistra si scoprono tutti chierichetti. Partito il blocco navale USA, ora Teheran vuole trattare. Ancora goodbye forever Mr. Orban, l'anarchica, non mi sento ancora sicura. Il regime ungherese è caduto, bene, ora Salis si faccia processare, dice Libero. Domani Trump, attacco inaudito al Papa, Leone XIV, non ho paura di te, dice al presidente degli Stati Uniti. E poi Giuli, San Giuliano e quei 65.000 euro all'azienda di Conte, i soldi del Ministero della Cultura. Il Sole 24 Ore, Trump, il Papa è un debole, non mi scuso, Leone XIV, non ho paura. Hormuz, scatta il blocco con le navi USA, la FAO, rischio catastrofe alimentare, prosegue il dialogo USA-Iran senza fertilizzanti pesanti, impatti sui raccolti agricoli, allarme delle imprese per la carenza di materie prime e per i rincari dell'energia. E poi patto di stabilità, no alla sospensione. Per von der Leyen non ci sono le condizioni. Appalti senza gara, Faro ANAC su affidamenti vicini alla soglia. Questi titoli principali di alcune testate importanti dei quotidiani che sono in edicola oggi, quotidiani nazionali, ma torniamo sul piccolo, quello l'edizione di Trieste, e vediamo ancora l'approfondimento sul caso del traliccio sabotato, traliccio tranciato in Carnia, al vaglio le immagini satellitari, la pista delle celle telefoniche. Qui vediamo appunto alcune immagini del sabotaggio, una parte del traliccio tagliato e la guida segnata con un pennarello. Vediamo gli inquirenti a caccia di elementi utili a risalire all'identità di chi ha danneggiato l'infrastruttura, intelligence al lavoro, l'ipotesi delle connessioni con l'attentato sventato al gasdotto in Serbia. Ieri le nostre telecamere hanno seguito il sentiero di chi evidentemente insomma, a questo punto è andato a sabotare questa struttura, questo traliccio. Allora rivediamo insieme il servizio. Che si tratti di un sabotaggio ormai non ci sono più dubbi, lo dicono le leggi della fisica e le probabilità scarsissime, se non nulle, che si sia trattato di un cedimento strutturale e nemmeno del terreno su cui sono poggiate le basi in cemento del traliccio. I supporti sono stati segati da qualcuno, come vediamo dalle immagini del servizio del TG1. Arrivare su non è complicatissimo, ma bisogna conoscere il sentiero e bisogna essere esperti di quei boschi e quelle montagne. Per questo si fa strada l'ipotesi che in Carnia ci sia almeno un basista. Siamo pronti a partire per andare sul luogo dove c'è stata la manomissione del traliccio. Ci accompagna Maurizio Pugnetti. Maurizio, siamo qui ad un bivio dove si può prendere un sentiero o l'altro. Qui finisce la strada dopo 100 metri, si parcheggia e si va solo a piedi, invece qui si va solo a piedi. Noi andiamo dalla parte di sentiero, è più corta. E dopo una ventina di minuti di cammino attraverso questo sentiero siamo arrivati al traliccio manomesso, sabotato da ignoti. Qui un conoscitore del posto può venire, altrimenti io non so come spiegarmi questo fatto qua. Allora, come abbiamo già raccontato anche in altri servizi, il sabotatore o i sabotatori, perché poi anche questo sarà da appurare, hanno segato 2 piedi del traliccio alla base e come vedete poi l'intervento di manutenzione ha previsto la posizione di questo bypass, chiamiamolo così, che ha rinforzato questa parte ed è qui che è stato effettuato il taglio dal o dai sabotatori. Da quest'altra parte troviamo la stessa identica situazione con il bypass, con questi bulloni che vanno a chiudere questa cerniera che abbraccia il palo e qui vedete il segno
dove è stato effettuato il taglio. Accertata la matrice dell'uomo, le indagini possono ora concentrarsi sul movente e sulle ricerche dei responsabili per capire se sia opera di anarchici e attivisti locali o un'azione terroristica pianificata per colpire l'oleodotto della TALD. L'elettrodotto prende origine dalla centrale idroelettrica di Somplago e alimenta la stazione di Paluzza, dove viene pompato il carburante nell'oleodotto che raggiunge la Germania. Inquirenti e investigatori continuano a mantenere il più stretto riserbo da fonti vicine agli ambienti investigativi, trapela tuttavia soltanto che sono in corso verifiche sulle vie di accesso al sito del traliccio, anche se non sono state segnalate da parte degli abitanti del posto attività particolari da parte dei carabinieri o di chiunque altro. E vediamo anche qui sul piccolo quel sentiero nascosto percorso dai sabotatori per raggiungere il pilone, viaggio nei boschi di Terzo di Tolmezzo dove è stata installata la struttura colpita. Chi ha agito sapeva di potersi muovere senza rischiare di essere scoperto. Insomma, viene fatto ancora questo viaggio per far capire dove e come possono aver agito gli eventuali attentatori. Questa è la storia, noi ieri l'abbiamo approfondita anche con il professor Cevolin che è esperto di azioni di intelligence e professore all'Università di Udine. Allora sentiamo che cosa ha detto ai nostri microfoni. Le ricerche dell'intelligence vanno, per esempio nei social media, vanno a cercare tra i collegamenti delle persone già intenzionate per gruppi, pensiamo, non so, estremisti ambientalisti che vogliono eliminare l'approvvigionamento di materie energetiche. E si va a analizzare i collegamenti tra queste persone, le chat, i siti internet, queste sono le cose principali, poi ovviamente anche i telefonini e così via, e ex post si riesce a capire che qualcosa di anomalo in questi gruppi, però ecco, è molto importante direzionare le indagini per avere una risposta immediata. Ecco. Così il professor Guglielmo Cevolin dell'Università di Udine, esperto di intelligence che si occupa di corsi e master proprio in questa materia sul caso del traliccio Terna danneggiato in Carnia. Una vicenda che ha fatto scattare più ipotesi, tra cui quella di un sabotaggio, considerando che, stando alle verifiche tecniche, il manufatto sarebbe stato attaccato con strumenti da taglio, come un flessibile. Cevolin però tende ad escludere una ritorsione internazionale collegata al conflitto in Medio Oriente. Il terrorismo dell'Iran fa capo a Hezbollah, Hamas, gli Houthi e ad altri soggetti che magari vengono pagati per obiettivi molto specifici. Ecco, a meno che non si tratti proprio di questo caso, cioè di persone pagate per fare questo danno, diciamo, non dovremmo rientrare in questa categoria. Il danno riscontrato all'infrastruttura, scoperto il 25 marzo, ha comportato la disalimentazione temporanea dell'impianto, una linea elettrica a 152 kV, la Tolmezzo Paluzza, che alimenta il sistema di pompaggio dell'oleodotto transalpino Xiot TAL, che parte dalle banchine e i serbatoi del porto di Trieste, la cosiddetta fonte di alimentazione del cuore produttivo della Germania. Uno stop prolungato, per intendersi, manderebbe in panne il sistema industriale della Baviera. Ma perché, qualora fosse effettivamente un atto deliberato, colpire l'industria tedesca? L'effetto che ha avuto è quello di incidere su l'approvvigionamento diciamo dei flussi energetici che vanno verso la Germania, e quindi anche qui potremmo pensare chi sono i destinatari di questo attacco, cioè si attacca un pilone dell'elettricità che influisce sul sistema di approvvigionamento che passa attraverso la Carnia verso la Germania, per colpire la Germania, per colpire l'approvvigionamento di greggio di un grande paese energivoro. Ora ci colleghiamo, torniamo nel traffico di Trieste, ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale, abbiamo al telefono l'ispettore superiore Luisa Mastracchio, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, guardi, per il momento la situazione del traffico è abbastanza
tranquilla vista l'ora, insomma fra un po' chiaramente aumenterà. Allora, intanto le potrei dire che sono previsti dei lavori di segnaletica orizzontale che però sono in forza, nel senso che visto il tempo non so se li faranno, sarebbero previsti in via Giuliani 17 e in piazza Carlo Alberto fronte 14, quindi potrebbe essere che vengano però annullati visto il tempo attualmente in atto. E seconda cosa, a causa di uno scavo che crea un restringimento di carreggiata sulla via Felice Veneziana, il transito in direzione Rive ne risentirà chiaramente, in particolare nelle ore di punta, quindi fra un po' all'inizio delle attività lavorative. Comunque presente sul posto per gestire la viabilità una nostra pattuglia. Da oggi fino al 18 dovrebbero essere previsti questi lavori allo scavo. Terza cosa, ricordo la proroga della chiusura della Galleria Carso in direzione Venezia con uscita obbligatoria a Basovizza, dovrebbe essere prevista fino al 23 di aprile. E come ultima cosa, per il momento, attenzione, una nota già per domani, un anticipo, dalle ore 12 di domani 15 aprile sino alle 20 del giorno 18 sono previste delle riprese cinematografiche in centro città in via della Geppa, pertanto attenzione anche lì, divieti di sosta e di fermata, perché insomma chiaramente hanno delle esigenze, dei tempi insomma particolari perché devono rispettare. Ecco, questo per il momento. Saluterei e restituirei la linea. Grazie, buon lavoro e buona giornata sia a lei che ai suoi colleghi. Grazie altrettanto a voi, grazie, salve. Grazie, allora noi andiamo avanti a leggere i giornali e continuiamo con la politica internazionale, con il Medio Oriente in fiamme, l'intervento di Trump sul Papa che campeggia un po' in tutte le prime pagine, l'abbiamo visto, dei quotidiani. Il Papa è debole, dice il presidente statunitense, Leone XIV chiude, non lo temo, è a capo della Chiesa grazie a me, aveva detto il presidente, poi rifiuta di scusarsi, non gli piace quello che stiamo facendo sull'Iran, dice. Ancora qui c'è appunto il Donald come Gesù, il ritratto con l'intelligenza artificiale è già stato rimosso, questo post blasfemo, diciamo. I primi screzi tra i due, tra Papa Leone e Trump, sono stati sulla stretta della Casa Bianca all'immigrazione. Il pontefice in Africa lo snobba, continua a parlare di pace, al via il viaggio apostolico in 4 paesi. Bloccati i porti iraniani, vietato avvicinarsi, schierate 15 navi, le forze USA non ostacoleranno la libertà di navigazione. Tajani condanna il raid dell'IDF in Libano. Vediamo Meloni tiepida, poi l'affondo, sono parole inaccettabili sulle parole appunto del presidente statunitense al Papa. Trump, un attacco che può allontanare gli elettori cattolici e l'analisi, poi ancora carburanti giù, i prezzi in Slovenia, ma il pieno è più economico in Friuli Venezia Giulia. Comunque i nuovi listini oltre confine in vigore da oggi fino al 20 aprile, benzina a 1,62 e il diesel a 1,82. Questi è sempre per gli effetti della guerra. Quotazioni del greggio di nuovo in aumento, camionisti verso il blocco a livello nazionale, mentre il patto di stabilità von der Leyen chiude, non ci sono le condizioni per la sospensione, dice. Magyar può voltare pagina, i numeri per governare, questo accade in Ungheria con 138 seggi su 199, quello del premier in pectore sarà un mandato forte, ribadisce che la Russia è una minaccia per la sicurezza nazionale ed europea. A Budapest la lunga notte di festa, brindisi, canti e riferimenti al passato e lo slogan "Russi tornate a casa", il bagno di folla in piazza. L'Unione attende il ritorno di Budapest, le destre preoccupate dal trumpismo, il risultato magiaro agita la Lega. Schlein, il tempo dei sovranismi è finito e cambiano gli equilibri continentali. Il fair play di Orban, pronto a tornare lavorando con lealtà, dice l'ex premier. La frenata del governo sul gas dalla Russia, ma la partita è aperta, la strategia sugli approvvigionamenti. Qui c'è il ringraziamento per la manifestazione Link. Così Budapest può cambiare l'Europa, ha trovato l'antidoto agli estremisti, è il commento che troviamo oggi appunto alle elezioni in Ungheria. Safari umani a Sarajevo, un altro indagato
sentito, sapevo ma non c'entro. È un 64enne piemontese, ai media aveva detto: combattuto per ideologia, la legale erano millanterie, aveva rielaborato quanto sentito da conoscenti. L'abbiamo intervistata anche noi, la legale, appunto l'avvocato Licia Sardo, che difende l'indagato piemontese nel caso dei cecchini, i cosiddetti cecchini del weekend, la storia terribile, la ricorderete, durante la guerra in Bosnia, la guerra nei paesi dell'ex Jugoslavia, in particolare l'assedio di Sarajevo, durato diversi anni. Ecco, in quel periodo c'erano delle persone facoltose italiane che viaggiavano anche attraverso, soprattutto insomma, attraverso Trieste per raggiungere la capitale della Bosnia, per andare ad uccidere a pagamento persone, esseri umani, soprattutto anche donne, bambini e anziani. Una vicenda terribile. Allora vediamo il servizio sul processo a uno di questi presunti partecipanti a questi safari della morte. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 64enne piemontese interrogato in procura a Milano sul caso dei cecchini di Sarajevo. L'uomo, un ex cacciatore originario della provincia di Alessandria, ha scelto di rimanere in silenzio davanti alle domande dei giudici, ma ha voluto presentare tramite la sua legale una breve memoria difensiva. 2 pagine nelle quali spiega che ha sempre e solo millantato quei viaggi, in realtà mai effettuati. Tutti racconti che avrebbe esclusivamente sentito da amici e conoscenti. Abbiamo depositato una memoria di 2 pagine dove lui spiega che era semplicemente un millantare racconti che aveva avuto da gente che effettivamente è andata là. È chiaro che non andavano, anche chi è andato, ad ammazzare donne e bambini, ne pagavano per andare, si autopagavano il viaggio, quello sì, perché i suoi amici che sono andati, i suoi conoscenti l'hanno raccontato. Da lì a dire che era come andare alla caccia alla tigre, pago 10.000 euro per la testa di un civile, ne corre. L'uomo è stato convocato dopo che nelle scorse settimane aveva rilasciato un'intervista al Fatto Quotidiano raccontando proprio di essere stato in Bosnia a sparare sui civili durante l'assedio di Sarajevo, e lo avrebbe fatto, secondo la sua ricostruzione, a causa del forte odio che provava per i musulmani. Un racconto che adesso però il 64enne e la sua legale spiegano solo come frutto di millanterie. Ha raccontato cose che gli sono state raccontate, perché lui non ha mai potuto fare neanche il servizio militare, perché non era abile, ha le lenti spesse così. Gli è sempre piaciuta l'idea, lui avrebbe voluto entrare nelle forze speciali, il GIS, il ROS, piuttosto che i Parà o cose del genere. Non ha mai potuto farlo, non gli hanno fatto fare neanche il servizio militare. E quindi era appassionato di queste cose, e nelle organizzazioni di amici, nelle scuole di tiro, al poligono parlavano di questo, e lui ha fatto sue storie che era meglio dimenticare. Il 64enne piemontese è il secondo interrogato dei 4 indagati totali nella vicenda dei cecchini di Sarajevo. Il primo, un camionista ottantenne di origine friulana, aveva a sua volta negato ogni addebito, testimoniando di non essere mai stato a Sarajevo, nonostante anche in questo caso avesse raccontato l'opposto in alcune interviste. Nei prossimi giorni saranno convocati in procura a Milano anche gli ultimi 2 indagati di questa vicenda. Torniamo sul Piccolo, tra le pagine del Piccolo, fondi negati al film su Regeni, abituati a queste ingiustizie. I genitori alla Statale di Milano, dove si è inaugurato il ciclo di proiezioni negli Atenei. Il regalo, la storia Il regalo per i 90 anni di Franco Luxardo, ritorno nella stanza di quand'era bambino. A Zara, l'esponente della famiglia del Maraschino, ha soggiornato nell'edificio che fungeva da casa e fabbrica, oggi trasformato in hotel. Rovigno, italiani al voto, eletta la lista Insieme, il rinnovo delle cariche, affluenza al 15%. Animali alloctoni sulle isole del Quarnero, via libera ai cacciatori, la delibera della regione. Ancora incentivi e campagna pubblicitaria, il piano per attrarre gli infermieri, la carenza di personale nella sanità, un problema cronico insomma anche della nostra regione. Previsto un bonus per i giovani che si iscrivono ai corsi in regione. Riccardi, risposte in
innovative. Stanziati 3 milioni all'anno fino al 2027, misure promosse sui media e cartelloni. Vediamo ancora la moda sostenibile, i segnavia montani, i vari progetti, dai vigneti alle carene, le idee degli studenti dell'Università di Trieste pronte a sfidare il mercato, e ce n'è sicuramente bisogno di idee nuove. La legge sulle province pronta alla discussione, e siamo in regione, qui c'è l'assessore Roberti, ma una frase fa scattare l'ipotesi del referendum. Il DDL che reintroduce gli enti di area vasta approda venerdì in giunta. Le parole usate nello statuto speciale prefigurano il voto popolare, quindi verso la riproposizione dei 4 enti dotati inizialmente soltanto delle antiche competenze su edilizia scolastica e viabilità. Oggi interrogazione di Moretuzzo del Patto per chiedere alla Giunta come ottempererà alla formula che recita intese le popolazioni, quindi la possibilità di andare a referendum. Consigliere di parità, l'appello dei sindacati, ruolo da salvare, il decreto contestato. Saltiamo per il momento la pagina dell'economia e anche l'inserto e andiamo velocemente alla cronaca, la cronaca di Trieste per questa aggressione all'esterno della scuola. Studente di 15 anni ferito alla testa, il ragazzo è finito all'ospedale, avvicinato da 2 altri minorenni e colpito con un oggetto contundente, ancora non meglio specificato. Allora rivediamo insieme il servizio realizzato davvero in presa diretta ieri sera dal nostro Marco Stabile. Vediamo. Aggredito da 2 sconosciuti e colpito alla testa con un corpo contundente in modo tale da provocargli una ferita che ha reso necessario il trasporto all'ospedale Burlo. È successo all'uscita dalla scuola media Fonda Savio Manzoni di via Pascoli. Vittima dell'aggressione un 15enne triestino che è stato prontamente soccorso da parte di un'ambulanza del 118. I sanitari prima lo hanno medicato sul posto, poi lo hanno trasferito al nosocomio che si occupa dei più piccoli in via dell'Istria, dove gli sono stati anche applicati dei punti di sutura per quanto riguarda la ferita. Il ragazzo sta bene, ma è in evidente stato di shock, tanto che la ricostruzione della vicenda fornita ai militari ha tanti punti, diciamo così, di vuoto e alcune lacune nella sua ricostruzione. Il ragazzo all'uscita di scuola è stato appunto aggredito, stando alle sue prime parole, da 2 giovani che non conosceva. I 2 non si sa se sono saliti verso la parte alta di via Pascoli dopo essersi dati alla fuga, oppure se invece si sono rivolti verso il basso, verso la zona di piazza Garibaldi. Fatto sta che è stata immediatamente avviata un'indagine a tappeto da parte dei carabinieri del comando provinciale per acclarare i fatti, e in particolare un fatto, questo, una dinamica dell'accaduto che ha preoccupato e molto le famiglie degli altri ragazzi. Pare che alcune di queste abbiano anche assistito a parte della vicenda o quantomeno alla fuga dei 2. Grande importanza avranno le registrazioni delle telecamere di sorveglianza piazzate in zona tra via Pascoli e la zona appunto di Largo Barriera Vecchia, per capire se in almeno uno dei filmati sarà possibile identificare dei frame con i 2 aggressori. Ribadiamo, la ricostruzione del ragazzo era abbastanza sommaria, stando a quanto affermato dai carabinieri con cui ci siamo subito messi in contatto, e probabilmente solo nei prossimi giorni, quando uscirà dallo stato di shock, riuscirà a fornire una diciamo così, ricostruzione più chiara dell'accaduto. Ribadiamo però il fatto: 15enne triestino aggredito e picchiato con un corpo contundente che gli ha procurato una ferita alla testa. Il fatto è accaduto all'uscita di scuola dalla scuola media Fonda Savio Manzoni di via Pascoli. Ha creato naturalmente un tam tam fra le chat e i social, in particolare riguardando quelli che sono i gruppi delle mamme, dei genitori, scossi e preoccupati ovviamente per un fatto accaduto fuori da scuola, e che naturalmente interessa molte famiglie, nella preoccupazione che venga fatta quanto prima chiarezza. Si diceva 2 sconosciuti, nei prossimi giorni si cercherà di capire se è effettivamente così. Ci dobbiamo fermare per una piccola pausa pubblicitaria, restate con noi.
Bentornati in diretta alla nostra rassegna stampa del mattino. Allora torniamo a leggere i giornali. Vi ricordo sempre che potete fare le vostre segnalazioni oppure parlare con i nostri ospiti, che oggi saranno Antonio Calligaris della Lega e Igor Gabrovec, sindaco di Duino Aurisina, chiamandoci qui alla diretta oppure scrivendoci una mail. Allora torniamo alla cronaca. Ha fatto molto scalpore insomma il caso della donna che teneva in casa la madre morta da più di 3 anni, cadavere in casa, indagini bancarie, sotto la lente l'incasso della pensione. Accertamenti per chiarire se dietro la condotta dell'ex poliziotta ci sia anche il movente economico. A breve l'autopsia sui resti di Lucia Venturi, la figlia 57enne indagata per occultamento della salma. Il comune dice non è in carico ai servizi sociali, diceva di essere seguita dal CSM. La donna ora è ospitata in parrocchia, versa in condizioni di fragilità psichica. È proprio il parroco di Muggia, ieri abbiamo sentito in questo servizio, don Andrea Destradi ci ha raccontato anche la situazione generale che incontra tutti i giorni per quanto riguarda la fragilità. Vediamo. Ho visto sicuramente questa persona più volte per le strade di Muggia, questo senza dubbio, però mi chiedevo chi fosse appunto, ecco, e ieri purtroppo, l'altro ieri abbiamo scoperto la verità, ecco, di questa situazione di disagio. Il parroco di Muggia, don Andrea Destradi, ha dato subito la disponibilità a ospitare la 57enne ex poliziotta che viveva in casa con la madre morta da oltre 3 anni. La donna avrebbe riferito di non aver saputo come comportarsi al momento del decesso della madre 84enne, avvenuto, secondo le sue parole, nel novembre del 2022. Una storia, quella scoperta sabato dai carabinieri, di forte disagio psichico e sociale che ha toccato profondamente l'intera comunità della cittadina rivierasca. Una delle tante situazioni di disagio qui a Muggia, questo io lo tocco con mano quasi tutti i giorni, ecco, no? Di disagio psicologico, psichico, ecco, che rimangono un po' nascoste perché tante volte le dinamiche un po' da paese chiaramente non permettono di essere così capaci di intervenire, ecco, no? Si vede il disagio però non si interviene, ecco, no? Si vede ma non si interviene perché si pensa che ci sia sempre qualcun altro che lo faccia. Questo clima un po' da diffusione della responsabilità, si dice in sociologia, no? Cioè che se c'è qualcosa che non va comunque ci sarà qualcuno che è preposto a farlo, e invece non è sempre così, anzi il più delle volte non è così, ecco. I vicini al civico 24 di Viale 25 Aprile non parlano volentieri della vicenda. Qualcuno spiega di aver sentito un forte odore provenire dall'appartamento, ma di aver pensato che la causa fosse la condizione igienica a dir poco precaria in cui viveva l'ex poliziotta, con immondizie e mozziconi di sigaretta sparsi in tutto il locale. Il cadavere della mamma era stato lasciato a terra in camera da letto, coperto da diversi indumenti. Sicuramente sarà un tema che riaffronteremo, auspicando anche sempre una maggior capacità di fare rete all'interno della comunità, no? Di dire quali sono le situazioni, perché magari il cittadino da solo non saprebbe come fare, però venire a parlare con quelli che sono gli enti preposti, quindi che ne so, la polizia locale, il parroco anche. Quante volte ricevo segnalazioni così, dopo pian pianino ci si avvicina e si agisce, ecco. Allora, torniamo ancora tra le pagine di Trieste della cronaca del piccolo, l'addio al bomber Pobega per tutti e il Pobe de Oro, classe 54, una vita passata in porto. Il suo mondo era quello del calcio, aveva iniziato nella Fulgor vestendo poi le maglie di Ponziana, Costalunga, Portuale e di Adriatica. Aiuto allenatore dell'amico Vladi Tesevic, anche lui morto alcuni anni fa. Più di 450 donatori nati tra gli allievi della polizia. La nuova edizione, torna quindi la maratona del donatore di sangue, questa volta coinvolge appunto ancora tanti allievi del 233esimo corso della scuola allievi agenti. Ieri la presentazione delle iniziative che continuano anche oggi pomeriggio alla stazione marittima. Allora rivediamo insieme il servizio. Torna in campo l'associazione Donatori Nati con gli allievi agenti del 233esimo corso della scuola di Trieste. Grazie alla disponibilità del Dipartimento di Medicina Trasfusionale dell'Ospedale Maggiore e alla direzione della scuola di polizia, altri 60 allievi stanno donando sangue e plasma nel mese di aprile. Da settembre del 23 hanno compiuto questo nobile gesto oltre 450 frequentatori dei corsi. Ogni anno l'associazione Donatori della Polizia di Stato
promuove la cosiddetta Maratona del Donatore, un evento che viene organizzato con le scuole di polizia. Infatti anche quest'anno con il corso dei nostri allievi, che sono 450, una parte di loro sta donando in questi giorni il sangue presso il centro trasfusionale dell'ospedale Maggiore. E domani alle 17 alla Sala Oceania della stazione marittima si svolgerà un dibattito coorganizzato con il Lions Club Trieste Europa e con la partecipazione dei rappresentanti del Lions International, dell'AGMEN e dell'ADO. In questo caso abbiamo trovato, con la partnership di questa associazione, di questa importante istituzione della Polizia di Stato, di poter fare rete tra le associazioni che si occupano di queste cose a Trieste e avere anche delle testimonianze in maniera che si possa portare avanti le nostre cause. L'appuntamento quindi è quest'oggi appunto alla stazione marittima. Torniamo sul piccolo, Scarpati e le sue ombre. L'incisore napoletano con lo studio in via Diaz, conosciuto per i suoi cavalieri scortesi, è morto lo scorso 6 aprile. Farmacisti scesi in sciopero, ma le attività non chiudono. L'iniziativa sindacale di ieri, l'iniziativa per il mancato accordo sul rinnovo del contratto collettivo nazionale, disagi contenuti, personale ridotto e tempi d'attesa più lunghi per la clientela. Il cantiere del rione di San Vito, palazzo a 5 piani in via Tedeschi, partite le demolizioni, il cantiere di via Tedeschi appunto con le prime demolizioni. Prima visita al sito di Miramare del direttore Impectore Comis, qui lo vediamo in una recente visita. Delitto di limena e rischio ergastolo, battaglia vuole il rito abbreviato, ricorderete il caso, il processo al triestino di 41 anni, si saprà forse solo alla lettura della sentenza se l'imputato sarà giudicato con il rito abbreviato che prevede lo sconto di 1/3 della pena in caso di condanna. I resti di Lilli oggi tornano a Trieste, attesa la data del secondo funerale. Il caso Resinovic. Oggi i resti di Liliana Resinovic torneranno a Trieste. La procura, dopo aver dato il nulla osta per la sepoltura, ha disposto il trasferimento dall'obitorio di Milano a quello di via Costalunga. Se ne occuperà l'impresa di onoranze funebri San Giusto, la stessa che il 13 febbraio del 24, quando la salma era stata riesumata da Camposanto di Sant'Anna, l'aveva trasportata fino all'obitorio appunto dell'Università di Milano. 3 giornate di Obermun per far rivivere in aula il modello Nazioni Unite. Ritorna l'iniziativa sul diritto internazionale del liceo Oberdan di Trieste. Da venerdì a domenica il dibattito aperto con gli studenti da tutta Europa, e poi la matematica dei ragazzi e la fiera delle scoperte alla Roli e alla Weiss, alla Giotti in particolare. Primaria Giotti e alla Weiss organizza invece la 4ª edizione della Fiera delle Scoperte, che si terrà sabato alle 10, un progetto educativo che integra scienza, tecnologia, robotica e creatività. Nel corso dell'anno scolastico le classi hanno partecipato a laboratori di coding, robotica educativa e tinkering. Nella via di Montegrisa Papa Giovanni Paolo resta secondo in lettere, la scritta toponomastica sulla strada che porta al santuario, rimane questa curiosità, insomma. La correttezza è stata accertata dalla ricerca effettuata di recente dall'assessore Savino. Minoranza slovena, Vidali viene eletto nel comitato paritetico, la composizione si allarga, siamo a Monrupino, e poi invece il viaggio del ricordo porta gli studenti romani alla foiba di Basovizza. Ieri c'era anche il sindaco di Roma, Gualtieri, proprio in omaggio alla foiba di Basovizza. In questo viaggio del ricordo noi abbiamo realizzato un servizio su questa presenza appunto del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Nel pomeriggio di ieri la foiba di Basovizza prima aveva partecipato a un evento in città sempre riguardante il viaggio del ricordo. Vediamo. Una giornata dal forte valore simbolico nel segno della memoria e della trasmissione alle nuove generazioni. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha fatto tappa oggi a Trieste per partecipare al Viaggio del Ricordo, iniziativa che coinvolge studenti e istituzioni nel ripercorrere una delle pagine più complesse del confine orientale. La visita si inserisce in un percorso educativo che mette al centro i giovani, chiamati a confrontarsi direttamente con i luoghi e i segni della storia. In mattinata l'incontro con i ragazzi all'NH Hotel ha rappresentato un momento di dialogo, divulgazione e riflessione, con l'obiettivo di rafforzare la consapevolezza su quanto accaduto e sull'importanza di custodirne la memoria. In questo caso ci fu un combinato disposto di nazionalismo e settarismo
dei comunisti sloveni che vollero cacciare gli italiani, e tutto questo in un contesto in cui queste regioni sono state segnate dai drammi invece dell'occupazione fascista, nazista. Insomma, oggi penso i valori dell'Europa uniscono tutti ed è importante che tutta la storia sia conosciuta, sia studiata, soprattutto sia lasciato una traccia così di drammi, di lutti, di memorie profonde nella nostra comunità algino-dalmata, che poi a Roma è molto profonda, profondamente radicata. Il programma ha previsto poi altre tappe altamente significative, dal magazzino 26, dove sono conservate le masserizie degli esuli istriani, fiumani e dalmati, testimonianza concreta dell'esodo, fino alla foiba di Basovizza, luogo simbolo della tragedia delle foibe, con la deposizione di una corona d'alloro, seguita da un ulteriore omaggio al monumento ai caduti. Una presenza, quella del primo cittadino della capitale, non nuova in queste aree del nord-est, e che sottolinea il legame tra Roma e Trieste nel segno della memoria condivisa e della responsabilità istituzionale nel tramandarla soprattutto alle nuove generazioni. Noi facciamo questo viaggio per ricordare e per restituire la dignità della memoria ai discendenti degli esodi di Giuliano Dalmati, delle vittime, ma anche per lanciare un messaggio di pace, di fraternità, di riconciliazione tra tutti i popoli nello spirito dell'Europa. Allora andiamo a vedere le prime pagine della cronaca di Trieste di oggi del Piccolo. Il Piccolo si occupa di una panoramica sui chioschi, su appunto le edicole e i chioschi della città. Partita la rivoluzione dei chioschi, rimozioni e più regole sul decoro. Dal 22 ne sono stati eliminati 15, gli ultimi in piazza Sant'Antonio e Passo Pecorari, a breve altri 7. Il destino dell'ex edicola di via Torbandena di piazza vuole toglierla, inutilizzata da anni, a parte per i set dei film, e oggi c'è, l'abbiamo sentito prima nel collegamento, un'altra ripresa cinematografica in città a partire proprio da oggi. Vediamo ancora invece la questione del cimitero. Il nuovo cimitero islamico verrà realizzato a Cattinara, la convivenza multiculturale, individuato il terreno da destinare ai musulmani per la sepoltura dei propri cari. L'iter urbanistico chiederà circa un anno, poi il passaggio di proprietà o locazione. Vediamo le tombe ottomane, realizzato nel 1847 il cimitero ottomano di Trieste, tra i più antichi camposanti interamente musulmani d'Italia. Oggi risulta chiuso, eletto a sito monumentale. La moschea cittadina, dal 15 dopo il trasloco da via Pascoli, la moschea Ar-Rayyan è ospitata al piano terra di via Maiolica, dove la comunità gestisce anche il centro culturale islamico. Il caso Cisint, a febbraio la moschea è finita nel mirino della leghista Cisint con la richiesta di accesso civico inviata al comune, dure le critiche dai suoi stessi alleati, lo ricordiamo insomma il caso. Vediamo la richiesta accolta dal sindaco di piazza per il nuovo cimitero, a gestirlo direttamente la comunità religiosa. In città più di 13.000 persone, censite oltre 50 nazionalità, prime presenze nel 1719, poi il centro culturale su spinta dei ricercatori. Vediamo qui la preghiera del fine Ramadan, abbastanza recente, nel campo da calcio del San Luigi. Queste appunto le notizie per quanto riguarda la prima parte insomma della cronaca triestina, ma torniamo in fondo invece sempre alla cronaca di Trieste e vediamo che c'è stata ieri la presentazione di Condividi, una lezione in classe e uno spettacolo al Bobbio contro il bullismo e il cyberbullismo, una iniziativa presentata dagli assessori alle politiche sociali e alla sicurezza e polizia locale. Rivediamo insieme questa presentazione, questo servizio. Quasi il 70% dei ragazzi italiani tra gli 11 e i 19 anni ha dichiarato di aver subito episodi offensivi, aggressivi, diffamatori o di esclusione, sia online che fuori dal web. Per il 21% è accaduto più volte al mese. I dati dell'Istat raccolti l'anno scorso offrono un quadro preoccupante del fenomeno del bullismo e cyberbullismo, al cui contrasto è dedicato il progetto di prevenzione promosso dal Comune in collaborazione tra gli assessorati alle politiche sociali e alla sicurezza, che quest'anno
quest'anno raggiungerà 731 ragazzi di 37 classi delle scuole medie cittadine. Si articola in due momenti, uno in classe nelle scuole e il secondo momento si svolgerà il 16 aprile, giovedì 16 aprile alle ore 10:30 presso il Teatro Bobbio. Ecco, l'obiettivo è quello di sensibilizzare le nostre ragazze e i nostri ragazzi verso i temi del bullismo e del cyberbullismo, e ci dice una cosa importante: il confine tra fragilità e non fragilità è molto diverso da quello che noi riteniamo che sia. Dal 2015 a oggi l'iniziativa ha coinvolto più di 7.000 studenti delle scuole medie. Obiettivo: promuovere la consapevolezza e favorire un uso corretto e responsabile del web, oltre a stimolare la capacità di chiedere aiuto. Quest'anno si pone l'accento sul bullismo come fenomeno in cui si resta sempre da soli, senza nessuno al proprio fianco. Il ruolo della polizia locale è quello di agire sulla tutela e sulla legalità, e in questo senso noi operiamo intervenendo evidentemente nei casi di bullismo, di minacce, di aggressioni, ma anche interveniamo con una presenza costante nelle scuole della nostra città e con una presenza costante sul territorio. I giovanissimi purtroppo in questo momento hanno un po' di difficoltà a distinguere il virtuale dal reale, devono invece essere consapevoli che certi comportamenti hanno delle conseguenze. Torniamo ancora tra le pagine dell'economia, abbiamo dato uno sguardo veloce prima, dunque economia sul piccolo, a Ponte passa il testimone il ruolo del Nord-Est nel nuovo corso di MSC. Trasferite la proprietà ai figli Diego e Alexa, il fondatore Gianluigi resta Executive Chairman. Il messaggio è la continuazione della tradizione marittima secolare della nostra famiglia. Consalvo Trieste continua a investire nel sistema logistico, il presidente del porto, poi ordine da 450 milioni di Marcegaglia a Danieli per quanto riguarda la siderurgia. Ancora andiamo a vedere Vinitaly 2026, la strategia di Masi, vini freschi e bevibili per venire incontro ai gusti dei giovani, Ville Venete Vino, un sistema che vale 170 milioni di fatturato all'anno, esportazioni del legno arredo, Nord-Est ancora dinamico. BlackRock pronta a votare per il ritorno di Luigi Lovaglio, Rambaldini è stato rieletto presidente, malumori sul CDA. Vediamo ancora la pagina di Gorizia, treni, navette, ingressi scaglionati, primo vertice per Cesare Cremonini, ci saranno convogli ferroviari appositi per Trieste, previsti 10.000 posti auto anche all'interno dell'aeroporto, quindi la parola d'ordine è sicurezza per i 30.000 che dovrebbero arrivare domenica 31 maggio, che applaudiranno il concerto di Cesare Cremonini all'aeroporto Amedeo Duca d'Aosta. Domani il Pala Bigot torna a ospitare un concerto, grande attesa per Paradiso, Tommaso Paradiso, qui l'evento appunto è il Pala Bigot, da poco ristrutturato e restituito soprattutto allo sport, ma qui vediamo anche al concerto. Sanità, le domande dei consiglieri per Riccardi e Poggiana vanno preparate, insomma, e consegnate entro oggi. I quesiti nel corso dell'incontro monotematico saranno rivolti dalla Presidente. I capigruppo avranno 3 minuti a testa, sarà trasmesso anche in streaming l'incontro del 20 aprile. E poi Moretti dice rifiuti sulla multi-utility, territorio alla pari, l'esponente Dem chiede risorse regionali perché nessuna area prevarichi sull'altra. Servizio civile, richieste prorogate fino al 16 aprile, fino a giovedì. Andiamo a vedere ancora la pagina di Monfalcone, dopo tutto l'inserto di oggi. Dunque vediamo Monfalcone, l'Ascom apre le porte agli imprenditori cinesi, prime 20 adesioni, entrano nell'associazione i rappresentanti di una comunità in forte crescita per numero di attività sul territorio, decisiva l'ultima riunione tecnica, un'opportunità da cogliere, vogliamo fare rete e integrarci, dicono i protagonisti. Torna il 25 aprile la Coppa Montes, la prima volta del Collio Sloveno, la gara ciclistica internazionale con i corridori juniores in rappresentanza di 15 paesi, la 71esima edizione con 176 iscritti e l'inedito sconfinamento, partenza e arrivo in via Valentinis.
Noi ci siamo occupati invece di un'altra manifestazione sportiva, la presentazione ieri a Muggia per la Muyalonga sul Mar, che andrà in scena domenica 26 con un anticipo dedicato alle scuole, ma vediamo tutto nel servizio. E conto alla rovescia per la 23esima edizione della Muyalonga sul Mar. Oltre 1500 runner sono attesi il 26 aprile alle 9:30 sulla linea di partenza della gara competitiva da 10 km nei pressi del Bagno San Rocco, e altrettanti prenderanno parte alla Family Run da 5 km con partenza alle 11 da piazzale Lodovico Salvatore. Il percorso si snoda sul lungomare completamente affacciato sul golfo. Arrivo per entrambe le prove in piazzale Salvatore. Atleti esperti, amatori e principianti si misureranno ciascuno con il proprio passo su uno dei tracciati panoramici più suggestivi del calendario nazionale. Simpatico preludio all'evento venerdì 24 aprile alle 9:30 in piazza Marconi, nel cuore di Muggia, con la Mini Muia che coinvolgerà oltre 600 fra bambini e ragazzi. Si inizia venerdì 24 mattina alle ore 10 con la Mini Muia, quindi i bambini che sfrecceranno per le vie della cittadina, e poi il grande appuntamento la domenica 26 con partenza 9:30 per la 10K competitiva e partenza alle 11 per la Family, che è ormai un'icona da tanti anni di questa Muyalonga sul Mar. Per il Comune è un valore immenso, siamo arrivati alla 23esima edizione e quest'anno ci sono stati un po' di imbrogli per via della strada che non si sapeva quando fossero ultimati i lavori, e dopo io e Corrado Venturati siamo andati a dare una mano all'impresa, così siamo riusciti a finire i lavori in tempo e dai, ci siamo, ce l'abbiamo fatta. La Muyalonga si è progressivamente affermata nel calendario FIDAL e come seconda prova del Trofeo Trieste, attirando ogni anno atleti da Italia, Slovenia, Croazia e Austria, mantenendo al tempo stesso un legame diretto con Muggia e con la sua identità. L'ingresso ufficiale nel calendario della Trieste Spring Run definisce un ulteriore passaggio. La gara apre un programma che trova compimento il 3 maggio con la Trieste 42 km, riportando la maratona nella città della Bora. L'organizzazione è a cura, come sempre, della ASD Trieste Atletica. Moltissimi già gli iscritti, perché ogni anno è un appuntamento ormai clou di aprile. Le iscrizioni sono aperte online, oppure ci trovate i weekend in piazza Muggia. Allora, questo è l'appuntamento della Muyalonga sul Mar. Vediamo che c'è ancora la cronaca, sempre nelle pagine di Monfalcone. Viene ripreso anche qui il caso del cadavere nell'armadio, l'abbiamo già visto nelle pagine di Trieste. La difesa punta a uno sconto di pena. Il processo a carico del 41enne triestino Alessio Battaglia, preso nel 25 proprio a Monfalcone dopo aver ucciso il suo padrone di casa nel Padovano. L'imputato può sperare di evitare l'ergastolo se cadrà l'aggravante dei futili motivi. Vediamo a Ronchi dei Regionali la procedura dell'Ater, Case Pater, la svolta, in arrivo le ruspe che demoliranno i primi 6 immobili. Saranno abbattuti 12 alloggi tra le vie Matteotti e Re di Puglia, valore dell'operazione 222.000 euro, bonifica compresa. Tornano anche gli voli di addestramento sopra l'aeroporto, test di oggi e domani. Il pesce d'aprile sgradito al nuovo caffè Bertoni, locale in via Roma, uno scherzo insomma poco gradito. Da Staranzano a Ronchi la sfida bis di Paola e Igor, il salone tagliati per il successo, poi quei rattoppi dopo i lavori rimasti in via San Lorenzo. Allora ci dobbiamo fermare per una piccola pausa pubblicitaria. Fra pochissimo sarà con noi il consigliere regionale della Lega, capogruppo della Lega, Antonio Calligaris. A fra poco. Bentornati in diretta. Allora diamo subito il buongiorno al consigliere regionale, capogruppo in regione della Lega, Antonio Calligaris. Grazie di essere qui, buongiorno, ben arrivato. Buongiorno. Allora, stavamo parlando proprio di attualità politica, di quello che si sta facendo in Consiglio regionale. Oggi c'è un articolo
sul piccolo, lo stavo proprio cercando in questo momento, riguardante le nuove province, no? Le future province che dovrebbero tornare secondo il piano che è stato preparato in particolare dall'assessore Roberti, Pierpaolo Roberti, che potrebbero avere bisogno di un referendum popolare. Questo almeno ipotizza, paventa il Piccolo Oggi. Allora vediamo proprio l'articolo: la legge sulle province è pronta alla discussione, ma una frase fa scattare l'ipotesi del referendum, ovvero le parole usate nello statuto speciale paiono insomma prefigurare il voto popolare, no? Si dice sentite le popolazioni, no? Se non mi sbaglio, insomma, in questo testo c'è la possibilità di andare a referendum per far tornare le province? Allora, io credo di no. Io credo di no. Allora, perché? Io ho letto l'articolo del Piccolo, non sono andato a rivedere il testo dello statuto e delle leggi regionali collegate. Allora, cosa succede? Il tutto nasce da una, credo, interrogazione del consigliere Morretuzzo, Patto per l'Autonomia, no? Che dovrebbe essere evasa oggi con la risposta dell'assessore Roberti, dove solleva questo problema, cioè di queste parole dello statuto dove dicono che le modifiche probabilmente vanno fatte d'intesa con le popolazioni. Ora vado a memoria, da quello che mi ricordo, il nostro statuto e quindi le nostre leggi regionali prevedono un referendum consultivo quando si modificano le circoscrizioni elettorali o si modificano i confini e i territori proprio dei comuni, per esempio. Ecco, ad esempio, no? E questo perché? Questo per evitare che la regione, l'ente superiore, sostanzialmente fonda arbitrariamente, unilateralmente comuni in base magari a sue decisioni o anche suoi interessi. Questo è vero che è anche un principio di democrazia. Ricordo, per esempio, storicamente, qui parliamo del primo dopoguerra, cioè dopo la prima guerra mondiale, per esempio, nel periodo fino a quando il fascismo si è trasformato in un regime, mi ricordo che la zona, ad esempio, del Monfalconese, dove storicamente ed elettoralmente alla Camera e al Senato vinceva la sinistra, quella che era quella volta la sinistra, venne con, credo, un provvedimento di legge collegata elettoralmente ai collegi del Triestino, per diluire i voti e far sparire, per esempio, questo è un caso pratico di quello che serve stare attenti con i collegi elettorali dal punto di vista del principio democratico. Ora, il nostro statuto, sempre vado a memoria, cosa dice? Che quando modifichi i confini o le circoscrizioni elettorali o comunque, diciamo, la consistenza degli enti territoriali, no? Ci deve essere una procedura per cui è prevista un'intesa con le popolazioni. Ora, praticamente Morretuzzo e sul Piccolo si discute se nel momento in cui istituisci, reintroduci le province, la lettura è: devi fare un referendum consultivo per sentire la popolazione perché introduci di nuovo le province. Io ritengo che se fosse così lo statuto avrebbe usato il termine d'intesa con la popolazione. Con la popolazione. Se invece le parole sono d'intesa con le popolazioni, è chiaro che intende, va bene, bisogna anche cercare dove è scritto, cioè nella geografia del testo, no? Quando si parla di popolazioni vuol dire che qualsiasi modifica deve essere fatta, per esempio, cosa si intende? Con le popolazioni di Sgonico e le popolazioni di Trieste, se tu pensi di fare una città metropolitana o una città unica. Questo è un po', credo,
credo il concetto. Va da sé, per esempio, ricordo il caso di 2 legislature fa, quando vennero, vi ricordate quando c'erano sotto l'amministrazione Serracchiani, c'è stata la stagione delle fusioni, sì, no? Con i referendum, per esempio noi abbiamo avuto Monfalcone, Staranzano, Ronchi, che non è andato a buon fine nella città mandamento, poi che il no vinse in 2 comuni, Ronchi e Staranzano, e non si fece, non si fece. No, anche se il referendum era consultivo, tanto che ci fu il caso di Villa Vicentina e non mi ricordo l'altro comune, dove il sì non vinse in tutti e 2 i comuni, ma la regione e il consiglio regionale votò ugualmente la fusione. La fusione. Perché il referendum è consultivo, anche se diciamo che appunto sempre dal punto di vista democratico non fu proprio una bella prova, diciamo così. No? Quindi questo io credo che non ci saranno. Il Piccolo dà 3 interpretazioni di costituzionalisti sentiti in maniera anonima, poi non so perché, perché possono anche esprimere il loro parere, non credo ci sia nessun problema, no? Che parla uno dà la stessa versione della regione, uno dà una versione intermedia, l'altra uno dice no, bisogna fare il referendum, però io credo che il nostro statuto parli di modifiche territoriali. Nella proposta che arriva in regione, no, della maggioranza, non viene toccato nessun confine, limite, cioè quindi vengono di rimesse com'erano, quindi la provincia di Trieste com'era, no, la provincia di Gorizia com'era, quella di Udine com'era, e questo per esempio si è parlato, non so se, credo che ne avrete, non so se parlato, sentito anche voi, no, di Aquileia, sì, la zona dell'Aquileiese, del Cervignanese, che vorrebbe entrare nella provincia di Gorizia. Allora, cosa... per anche, insomma, ad esempio la diocesi... facciamo la provincia di Gorizia come la diocesi, quindi anche Duino e Sistiana, no? Quella cosa, oppure... Che è una cosa un po' strana, per cui tipo la Tisana dovremmo darla al Veneto, perché mi pare che sia la diocesi sta nel Veneto, ecco, no? Quindi è una cosa un po' così. Ecco, allora in quel caso cosa dico? Per esempio io, in quel caso è chiaro che se tu modifichi o vuoi modificare, non sarà il Consiglio regionale io che voto di portare Sistiana cioè Duino Aurisina nella provincia di Gorizia. Di Gorizia, ad esempio. E se lo voto, credo sia giusto che vengano sentiti i cittadini di Duino Aurisina. Mi sembra, ecco, quello mi sembra naturale, giusto, oppure sarebbe anche più normale che prima, Duino Aurisina non ha questo problema, i cittadini di Aquileia, no, fanno un referendum, no, il comune può organizzarlo, no, e esprimono, o almeno il consiglio comunale, no, facendo poi un referendum consultivo con la popolazione, e chiedono di entrare nella provincia di Gorizia. Allora uno può ragionarci finché ci sono articoli sul giornale, qualche tavola rotonda e qualche discussione così, non credo che sia fondante e fondamentale in un processo legislativo. Ecco, fra l'altro magari ne parleremo anche con il sindaco di Duino Aurisina, poi sarà dopo di lei subito. Sì, ma so già la posizione, perché quando venne fuori la notizia lui disse mi sembra uno scherzo, no? E comprendo la sua posizione, giustamente. Giustamente, è stato sindaco anche lei d'altronde, quindi insomma vedremo, staremo a vedere quale sarà l'esito finale, insomma, di questa vicenda. Poi comunque oggi dovrebbe rispondere proprio l'assessore Roberti a questa interrogazione del e poi oggi molto probabilmente appunto ci sarà una riunione con i consiglieri di maggioranza perché credo che a breve, o l'ha già depositata, l'assessore Roberti depositerà la legge che istituisce le province, quella di istituzione, e quindi se ne discuterà un po' più
in maniera così, e quindi si avvia l'iter che ci porterà, credo, a maggio ad avere il primo passaggio, che è solo l'istituzione e le funzioni, mentre il sistema elettorale lo affronteremo, ci sarà un'altra legge, credo, nell'autunno. Più avanti. Allora, una telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno dottoressa Buccarella, a lei e al suo ospite. Buongiorno Fulvio. Guardi, qua purtroppo i politici continuano a fare una confusione enorme sul territorio libero di Trieste. Se noi tiriamo fuori il lato costitutivo della regione Friuli Venezia Giulia del 1963, c'era la provincia di Udine, la provincia di Gorizia e i comuni di Trieste, Muggia, San Dorligo, Sgonico, Morrupino e Duino Aurisina, perché la provincia italiana non esisteva più. La provincia di Trieste, ante 1947, che è cambiato tutto con il trattato di pace, non dimentichiamolo, allora è anche grado. Allora i consiglieri, i politici dovrebbero raccontare veramente come stanno le cose, perché il memorandum di Londra parla chiaro, c'è solamente l'amministrazione, la subamministrazione civile provvisoria del governo italiano, qua non c'è sovranità italiana. Ma non raccontano mai la verità, sono abituati alle bugie, sono abituati ai creduloni dei cittadini che credono tutto andrà tutto bene, andrà tutto così, andrà tutto colì, la sanità vediamo com'è, la scuola vediamo com'è, le pensioni vediamo com'è, le strade vediamo com'è, è tutto, ma non raccontano mai la verità, non c'entra destra, sinistra, Lega o Partito Democratico. Pensi cosa ha fatto il Partito Democratico con l'ex senatore russo sul Porto Franco Nord, uno dei 2 punti franchi permanenti del Porto Franco internazionale. Chiedono l'allegato ottavo, ma da dove arriva? Consigliere Caligari, da dove arriva l'allegato ottavo? Dal trattato di pace. Va bene Fulvio, grazie, ci ha raccontato più volte insomma questa sua posizione, allora la applica alla provincia, no? Chiama in causa la fondazione proprio della regione Friuli Venezia Giulia e dice c'erano solo le province di Udine, Gorizia e i comuni di Trieste eccetera, insomma. Così ci racconta Fulvio. Che penso voglia dire, quindi non serve la provincia di Trieste perché qui vorrebbe dire riconoscere, cioè non riconoscere il territorio libero di Trieste. Allora adesso io non sono esperto della questione, molto probabilmente quello triestino la sa di più, io credo però che la cosa del territorio libero di Trieste sia chiuso col trattato di Osimo e comunque sempre credo che nel diritto internazionale sia una fonte anche, diciamo, la situazione di fatto, no? Poi diventa una questione dirimente, se non una base anche della situazione internazionale, quindi di diritto internazionale. Io credo che in questo momento quella che è con la modifica dello statuto, con iter costituzionale che è durato diciamo questi 3 anni, no, anche per 3 anni, forse anche qualcosa di più, credo che è competente e assolutamente la competenza adesso a stabilire come si dividono, come vengono strutturate, come vengono fatte, quali funzioni possano avere questi nuovi enti di area, cioè, non nuovi, perché la reintroduzione di enti di area vasta chiamati province sia primariamente adesso della regione. Della regione. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno Franco Lega. Triestini e anche friulani. Allora, le province, fate una provincia anche a Tolmezzo, dico al signor Caligaris, perché quelli di Tarvisio devono venire fino a Udine per fare qualche pratica.
sulla provincia di Tolmezzo, farebbe bene alla montagna, farebbe bene ai fiumi, farebbe i lavori per le strade, farebbe tutto. Invece bisogna venire a Udine, ma non lo so. Un'altra cosa, date la possibilità a Fulvio di leggere questo trattato di pace, che dice sempre il trattato di pace. Ha ragione, ma voi non prendete in considerazione le nostre idee. Ma è possibile, Grazie Franco, buona giornata. Allora dice, perché non fare anche una provincia di Tolmezzo? Ci sarebbe bisogno, perché appunto addirittura insomma una provincia in più, no? La provincia montana, per così dire. Ma è interessante questa cosa di questi vostri due telespettatori che si seguono, sì, è vero, che sono a distanza, no? Perché poi uno abita a Udine, allora, l'altro a Trieste. allora, questa sicuramente può essere un'esigenza. Ricordo però che la provincia di Tolmezzo venne proposta durante la legislatura di Illy, no? Si fece un referendum che fu bocciato. Quindi credo una roba come 15-20 anni fa, sì. una cosa del genere, quindi una reintroduzione la creazione di una provincia a Tolmezzo comporta quando alla fin fine, seppur appunto un certo tempo fa e sia stata già bocciata, credo che sia un po' difficile da attuare. Insomma, però il Signore spiega un po' qual è il senso di introdurre le province, di avere degli uffici o avere dei livelli di decisione un po' più vicini sul territorio. Questo è chiaro, quindi questo è vero. È comunque una richiesta che insomma ha un senso, no? Ha un suo senso, che rientra poi nel ritorno proprio di questi enti intermedi. Allora, Piero ci scrive invece, cambiando completamente argomento e tornando alla cronaca di cui parlavamo anche prima nella nostra rassegna stampa e anche rivedendo i servizi del nostro telegiornale, ragazzini aggrediti fuori dalle scuole. Ieri è successo l'episodio del 15enne aggredito fuori dalla scuola Fondasavio in via Pascoli, poi risse con coltelli ormai quotidiane, questo è vero, insomma ce ne sono, danneggiamenti continui ovunque, pure nelle chiese, parcheggiatori abusivi, arroganti ed estorsivi, dice il signor Piero, furti, spaccio, minacce e via elencando. Cosa dobbiamo subire ancora? Prima che la destra faccia la destra, si dimenticavo, al referendum ha vinto la magistratura politicizzata, questo dice il signor Piero. Concorda con quello che dice? C'è anche una piccola critica, no? Anche al centrodestra, dice la destra faccia la destra, insomma. Sì, certo. Allora, intanto, il telespettatore segnala tutta una serie di casi, no, che sono molto gravi, sono sempre più numerosi, stanno diventando la quotidianità, e questo è la cosa pericolosa. Credo che noi da sempre diciamo che questo processo va fermato. Il centrodestra è quello che fa il decreto e poi la proposta di legge per anticoltelli, anti-gang, si cerca di intervenire, e poi veniamo accusati di essere quelli che fanno le leggi in base ai titoli di giornali, o facciamo la legge in base alla quotidianità che i cittadini vivono e cerchiamo di intervenire su problemi reali, cioè nel senso, se davanti alla scuola i ragazzini vengono aggrediti da altri, dai bulli, dagli altri ragazzi, da gruppi, eccetera, sicuramente noi non crediamo, come fa la sinistra, che davanti alla scuola ci devi mettere lo psicologo. No, crediamo che davanti alla scuola ci deve essere un carabiniere e che quei ragazzini che fanno questa cosa devono essere imputabili e soprattutto essere processati, ma poi non vuol dire tanto processati, devono avere paura della figura e che rappresenta l'ordine. Deve essere questo una è questione il vero, di deterrenza, il vero problema. In tutto questo poi si innesca, e su questo
Per cui noi, la destra, credo che la destra fa e cerca di fare, su tutto questo si innesta anche la questione del referendum, dove più che sì, forse ha vinto una certa magistratura politicizzata, che è quella che il giorno della vittoria del sì, no? Abbiamo visto nel Tribunale di Napoli festeggiava cantando, e ha vinto anche una certa Italia che forse non ha capito qual era il senso di quel referendum, e che quel referendum serviva proprio a cercare di intervenire su queste questioni. E del resto bisogna dire anche geograficamente, no? Si vedeva in quella cartina, c'è un nord-est, c'è il famoso Lombardo-Veneto che queste cose le aveva capite e che quindi aveva scelto in una maniera diversa. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Gianni. Buongiorno Gianni. Ti rompo le scatole sempre. No, non ci rompe Ma Gianni. volevo domandare, almeno parlo di politica. Sì. Volevo domandare al signor, la provincia di Trieste adesso, che viene rifatta, occuperà il Palazzo Galati come prima oppure cambierà? Perché il Palazzo Galati era proprio la provincia. Sì. E siccome sta tutto sconvolto, mi sembra che tutti i quadri che era dentro le sta sparsi per tutto. Adesso mi ne domando, scusi, forse non darò neanche più la provincia, ma voglio dire, sarebbe bello metterlo come chi era una volta, perché mi sono un po' tradizionalista e un po' stupidino, si arriva a capire anche di come che parlo. No. Però certi fatti li ricordo. Chiaro Gianni. Che sono abbastanza vecchio, e tutto quello che l'ha detto prima sono d'accordo, ma non voglio entrare in politica mai, perché vi voglio parlare della mia Trieste, perché in questi stati comatosi, questo voglio saperne. Chiaro. Grazie Gianni. La saluto e la ringrazio. Grazie a lei per la telefonata. Insomma, è una curiosità legittima, no? Questa, nel momento in cui torneranno le province, la sede sarà il vecchio Palazzo Galati, di cui Gianni ci racconta anche tutte le bellezze, no? Artistiche che erano contenute all'interno. Si domanda appunto se ci sarà questo ritorno così automatico, no? Allora, stavo andando a vedere intanto qual è, perché ovviamente non essendo sicuro, non essendo precisamente di Trieste. Allora, la posta centrale. Sì, ho capito qual è. Allora, Palazzo Galati, che era sede la più importante sede operativa della provincia di Trieste, sono adesso su Wikipedia, praticamente è passato alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia, giusto? Esatto. Attualmente ospita gli uffici della Presidenza dei servizi politiche sociali e dell'edilizia scolastica superiore dell'ente di decentramento regionale di Trieste, quindi più o meno è l'EDR. L'EDR, insomma. Allora, perché immaginavo fosse così, anche a Gorizia la sede della provincia, il palazzo storico della provincia è diventato sede dell'EDR. Italia, giusto? Noi abbiamo anche l'ufficio del lavoro e del GECT, per esempio, no? Ora, io credo che molto probabilmente cosa succede? Allora, nel momento in cui le province sono state dismesse, tutti gli immobili, tutto il loro patrimonio è stato passato alla regione. Noi abbiamo creato queste cose che si chiamano gli EDR, enti di decentramento regionale, dalle UTI dei comuni capoluoghi, che molto spesso sono quelli che si occupavano di edilizia scolastica e vie sovracomunali, che sono rimasti praticamente nelle sedi delle ex province. Ora, questi EDR sostanzialmente sono lo scheletro su cui poi si attaccheranno i pezzi e le funzioni della regione, per cui ritengo, poi non si può essere sicuri, ma penso che per il Signore che molto probabilmente la provincia ritornerà come sede là, cioè mi sembra abbastanza naturale, tornerà a essere quello là, quindi verrà
ripassato dal patrimonio regionale a quello provinciale. Allora, c'è un'altra telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto, buongiorno? Sì, pronto, buongiorno, sono in linea. Sì, buongiorno. Buongiorno Bucarella, a lei la redazione, gentile ospite e tutti i telespettatori delle 4. Buongiorno a lei. Io volevo proporre questa riflessione. Allora, il gentile ospite ha detto che bisogna, e concordo con lui, bisogna avere una figura che, virgolettato, faccia paura a potenziali situazioni così socialmente non consone. E sono d'accordo con lui. Però c'è un però che sinceramente, e questi purtroppo sono dati, se il consigliere non mi crede vada a verificarsi e vedrà che sono dati ufficiali. Allora, la situazione carceraria italiana, nell'essere ottimisti è qualcosa di emergenza, tanto quanto che una quindicina d'anni fa l'associazione dei magistrati, vado a memoria, aveva detto se la politica non interviene sul discorso delle carceri saremo costretti a liberare, a non mettere più in carcere la gente per non c'è più spazio. E questo è un problema che la politica, sia di centrodestra che centrosinistra, non fa. Se noi guardiamo i paesi sviluppati, quali Austria, Germania, Francia, eccetera, eccetera, abbiamo più o meno 24 magistrati per 100.000 abitanti e 13 pubblici ministeri per 100.000 abitanti. In Italia è esattamente la metà. 12 come si dice, magistrati per 100.000 abitanti e mi sembra 5 o 6 pubblici ministeri per 100.000 abitanti. Allora già c'è un sottorganico, qualcosa di pauroso. Accompagnato alle carceri siamo ancora in una situazione drammatica. Se noi guardiamo la riforma Renzi, e questa è il centro dell'accusa che io faccio al centrodestra politicamente parlando, è quello di essere stati detti, che ha depenalizzato dei reati minori. Al giorno d'oggi uno che ti borseggia viene beccato, pof, una pacca sulla spalla, ciao e via, oppure una multina, qualcosa di questo genere qua. Già questo andiamo a vedere che è stato incentivato il piccolo furto, che naturalmente incentivando il piccolo, la microcriminalità, chiaro. Il piccolo reato naturalmente diventa come una carne che va in putrefazione. Poi andiamo a vedere la riforma Cantabria. Sì. E lì abbiamo riempito le città turistiche, e queste sono statistiche pure proprio, abbiamo riempito tutte le città turistiche di borseggiatori, e questi qua si accaniscono sui turisti stranieri che una volta se vengono beccati di sicuro un americano quando rientra in America non ritorna in Italia per fare la denuncia contro il suo borseggiatore che magari rischia, essendo magari una categoria protetta eccetera eccetera, di essere rimesso di nuovo in strada e un altro passo sulla spalla e via. Capito, grazie della riflessione. Condivide quello che diceva il nostro telespettatore riguardo a questa depenalizzazione. Sì, allora sul numero di magistrati credo che il governo sia intervenuto per fare nuovi concorsi o mettere a disposizione le risorse per nuove assunzioni. Dopodiché ritengo che per esempio sulle assunzioni, sui concorsi e sui tempi del come farli credo sia competente il CSM. E quindi, guarda caso. Per tornare su quello che ci diceva il telespettatore prima sul referendum. Il vero è quello della Cartabia, che è stato un errore incredibile, per dire ci sono i tribunali sono ingolfati, i magistrati non ce la fanno. Cosa mettiamo? Mettiamo certi reati solo a querela di parte. Cosa vuol dire? Che il borseggiatore tu dovresti prenderlo, ma non puoi prenderlo, magari una signora è la zingara incinta, non puoi fermarlo perché sennò addirittura denuncia lei te. E portarlo o capire chi è e fare la querela dai carabinieri, che però questa cosa credo sia risolta nella proposta di legge, l'ultimo pacchetto sicurezza. Dopodiché, oltre che la pena e la questione delle carceri piene, io credo si comincia a lavorare in questa direzione nel pacchetto sempre sicurezza, è una questione di deterrenza o di
intervento. Esempio, nell'ultimo pacchetto sicurezza si dice che praticamente per il minore, no, che ha il coltello, fatti così, finalmente cominciano ad essere responsabili i genitori. Sono previsti una multa fino a 1.000 euro, probabilmente anche di più secondo me, perché insomma se il figlio va in giro con il coltello o lì erano due maggiorenni ma anche c'era un minorenne, prendono a botte un signore, uno di 47 anni che gli dice non tirate le bottiglie contro una vetrata, no, e lo ammazzano, se sono dei minorenni credo che forse i genitori qualcosa soprattutto se sono stranieri. Se sono stranieri si potrebbe anche dire, beh, questi vengono presi, viene preso il minore con i genitori e non gli si dà più il visto, cioè la possibilità di stare qui, cioè devono darsene. Questa è una mia proposta, ma credo che il principio dovrebbe cominciare a essere quello, no? Per cui intervenire anche perché chiaramente se uno fa certi atti non è giusto che stia qui o non può avere, no, i documenti che gli danno il diritto di stare qui, cioè esiste il concetto di persona indesiderata, no, che si applica a chi è terrorista, a chi fa determinate cose. Credo che se uno fa determinati atti che colpiscono direttamente il cittadino, cioè questo sia un principio che bisogna pensare di applicare. Allora dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimo. Bentornati in diretta qui a Sveglia Trieste, ancora in compagnia del consigliere regionale Antonio Calligaris della Lega. Allora, ci sono anche diverse mail che vado a leggere. Manuel ci parla dell'attacco di Trump a Leone XIV. Desidero esprimere solidarietà a tutti i cattolici per le deplorevoli affermazioni di Trump contro il pontefice. Insomma, un caso internazionale, ne parlano oggi tutti i giornali, no? Ci sta. Dopodiché sì, credo che effettivamente il Papa fa il suo mestiere, tutti i papi hanno sempre chiesto la pace, lavorato per la pace, ho fatto degli appelli, no, a tutti, ricordo, credo ancora la prima guerra del Golfo, che penso sia stato Wojtyla, che a pochi giorni dall'invasione aveva incontrato Tarek Aziz, che era cristiano fra l'altro, no? Il ministro iracheno, cercava un appello, una cosa, quindi insomma, certo. Dopodiché credo che Papa Leone, Papa Leone abbia anche detto qualcosa su quel post di Trump dove si autorappresentava un po' come Gesù, no, che imponeva le mani e curava qualcuno, insomma ha detto anche qualcosa su questo. Credo che appunto il Papa fa giustamente il Papa. Ci sono stati presidenti, ad esempio tutti e due i Bush, padre e figlio, non hanno mai avuto questi toni, che hanno fatto delle guerre concertate con gli alleati, utilizzando anche sistemi diversi, e quindi non hanno mai avuto questi toni, e quindi credo insomma che sia, diciamo che io credo che la bella figura l'ha fatta il Papa, insomma, l'ha fatta il Papa, quando anche ha detto io non faccio politica, non rispondo e non ho paura, insomma. E chiedendo ancora la pace, giustamente, come nelle sue prerogative, insomma, possiamo dire così. Buongiorno, oramai la politica una volta raggiunta una posizione comfort, dice Claudio, non lavora più per il popolo ma segue interessi discutibili come il reinserimento delle province già note come poltronificio. Non è proprio d'accordo il signor Claudio con l'inserimento delle province. Mentre sullo stesso argomento scrive Serena, dice buongiorno a tutti, ospite e telespettatori, chiedo scusa ma quanto mi risulta il Friuli Venezia Giulia è stata l'unica regione virtuosa a far chiudere le province, ma mi spiegate per favore perché vogliono rimettere tale organo per fare più burocrazia e spendere i nostri soldi. Insomma, permane questa visione della provincia come poltronificio, come ente inutile che non serve a nessuno. Sì, certo, c'è sempre questa idea. Poi, come avete sentito,
il cittadino che ha telefonato prima diceva fatene una a Tolmezzo, perché abbiamo bisogno di un ente che sia più vicino, non andiamo, abbiamo delle difficoltà ad andare a Udine, no? Per esempio. Sono due visioni completamente diverse. Quando sono state tolte, poi alla fine saltò fuori che non è che si risparmiò, si pagò di più. Si pagò di più a toglierle, no? Con il, vede, io credo che la questione un po', dico sempre questa, cioè voi avete un'auto che è stata costruita avete un'auto, no? A un'auto togliete una ruota e ci mettete un ruotino, che erano le UTI, al posto delle province, le UTI, sì, va avanti, può andare avanti 80 km, ma strutturalmente no, cioè il nostro sistema costituzionale era stato immaginato con quella roba lì. No? Quindi cioè, o ridisegni tutto, questa era la mia opposizione ai tempi, o ridisegni tutto, fai un'altra auto con 3 ruote, con 6 ruote, no? Fai una specie di cingolato, non lo so, no? Ma ridisegni tutto, non è che prendi un pezzo, lo togli e pensi che la cosa vada avanti lo stesso, non funziona, hai dei contraccolpi, questo è un po', e fra l'altro poi va a finire che costa veramente di più, questo per fare un esempio un po' più, risparmio, sì, per tentare di spiegare insomma, quello che io ho sempre pensato. Insomma. Allora, un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno a lei e al dottor Caligaris. Buongiorno. Buongiorno. Sì. Vorrei solo dire una cosa, dunque le leggi vanno rispettate, su questo non ci piove su. Per quanto riguarda... può gentilmente abbassare il volume della sua televisione perché sentiamo il ritorno delle nostre voci un po' in ritardo, se possibile. Sì, è fatto. Grazie mille, ecco, le sentiamo meglio. Scusa, niente, si immagina. un peccato. Dunque vorrei chiedere al dottor Caligaris se nel trattato di pace sono citati i comuni del litorale triestino, Tuino, Risina, Sgonico, Morupino, San Dorligro della Valle, Muggia, no? Dunque c'è una parvenza di riconoscimento del territorio libero di Trieste, che non volevano citarlo per varie ragioni. Ma non è questa la domanda che volevo fare. Al dottor Caligaris chiedo che fine ha fatto la legge sul dopo di noi? E con questo lui mi riconoscerà senz'altro. Sì, me lo chiede sempre, sì, è vero. Sì, capito, il dopo di noi, questo appunto dice il Signore che l'aveva già chiesto altre volte, no? Sì, me l'aveva già chiesto una volta, che aveva detto che probabilmente in quest'anno ci Grazie, intanto, sarebbe arrivata buona forse giornata. in consiglio. Dovrei vedere a che punto sta. A che punto sta? Dovrebbe arrivare in consiglio Anch'io speravo in quest'anno, poi insomma, vedremo. Insomma. Comunque fa bene a ricordarmelo. È vero, magari oggi si informerà sull'iter, no, di questa legge, a che punto siamo, insomma, questo chiedeva il nostro telespettatore. Ci sono altre mail, dunque, buongiorno, ci scrive Daniela, sono di destra da una vita, ho quasi 57 anni, ho votato Fratelli d'Italia perché loro hanno fatto una campagna elettorale a favore della sicurezza contro l'immigrazione clandestina e invece ci troviamo a gestire situazioni che vediamo tutti i giorni. Insomma, questo è un po' il tenore della mail di Daniela. Dice ancora, ragazzini, Renata, io credo che i 18 anni per diventare maggiorenni sia ormai un'età obsoleta, abbassare questa soglia potrebbe aiutare a responsabilizzare maggiormente questi ragazzoni turbolenti, allo stesso tempo aiuterebbe a perseguirli penalmente, sempre riguardo insomma la sicurezza e in questo caso le violenze giovanili, insomma i disordini che causano, ne abbiamo avuto un esempio proprio ieri, no? Ragazzini anche minorenni. Sì, su questo è curioso perché ogni tanto c'è qualche proposta della sinistra di abbassare l'età per il voto, che però non ho mai capito se comporta anche la punibilità. La punibilità. Perché il voto vuol dire la piena responsabilità,
o mediamente è sempre stata collegata a questa, no? Certo. Cioè, e quindi comporterebbe anche questo. Dopodiché sì, sotto i 14 in realtà credo uno non sia, non mi ricordo se sono i 14 o i 16, cioè non può essere imputabili, e comunque dovrebbe andare nelle parti delle comunità, l'assistenza, avere determinate strutture, cioè, dovrebbe essere indirizzato lì. È chiaro che la signora cosa dice? Viviamo in una società dove sempre più i giovani fanno sempre più reati per varie questioni, per forse anche modi di vita a cui noi non siamo abituati e che sono arrivati qui, la cultura del coltello, eccetera, che però passa rapidamente anche a tutti gli altri. A tutti. E determinati modelli che possono essere quelli dello spettacolo, della musica, eccetera. Una, è vero, disgregazione della famiglia o delle famiglie, no? Il fatto che le autorità e forze dell'ordine sono state anche depotenziate nella loro azione o nella loro deterrenza, e quindi questo è una situazione molto preoccupante. Per l'altra signora che dice ho votato centrodestra, ho votato Fratelli d'Italia, insomma, dico, cioè, meglio se votava Lega, ma comunque diciamo che votare centrodestra, vede, allora la signora ha detto io ho votato centrodestra e vedo che la situazione non migliora. Allora bisogna dire due cose: se si vota centrosinistra o non si va a votare e vince il centrosinistra, la situazione sicuramente non migliorerà e sicuramente peggiorerà. Seconda cosa, voglio ricordare che la situazione in cui viviamo per buona parte dipende proprio dall'azione del centrosinistra. Cioè, se noi viviamo in questa situazione con gli immigrati, con i clandestini, con le forze di polizia depotenziate, con questo, con quello, questo deriva appunto da un'azione perdurante di anni del centrosinistra. Il centrodestra comunque dal 2022 è intervenuto, sta intervenendo, ci vuole tempo. Un esempio. Allora, il centrodestra cosa fa? Fa i centri di rimpatrio all'estero. In Albania, no? In Albania. Arrivano un magistrato, i magistrati cominciano a dire no, non è giusto e bisogna portarli indietro, eccetera, eccetera. Bene, il centrodestra non si ferma. Il governo di centrodestra va in Europa, mette d'accordo, perché erano tutti d'accordo con l'Italia che ha detto avete una bella idea, avete fatto una bella idea, probabilmente è quello che ci serve, e fa tutto un accordo che diventa, no, una normativa, o diventerà una normativa europea, per cui si dice che i centri all'estero per i migranti si possono fare. Si possono fare, quindi... C'è voluto un po' di tempo, adesso qualche giudice cercherà di dire no, ma alcuni non possono andare, eccetera. Però, allora, il concetto è che il centrodestra le soluzioni le cerca e non si ferma. Non si ferma perché vede la situazione, capisce come vivono i cittadini e come vivete e come viviamo, perché ci siamo anche noi davanti alle scuole o nelle stazioni, no? Non facciamo la filosofia da salotto, e quindi cerchiamo delle soluzioni e molto spesso anche ci arriviamo, ci vuole un po' di tempo, però voglio ricordare che tutto il resto, l'altra parte, è solo peggio. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buona giornata ad entrambi, Enrico qui. Enrico, buongiorno. Una domanda specifica all'ospite. Sì. A suo tempo, per quel che mi ricordo, è stata creata una speciale struttura regionale apposita per la gestione dei beni provinciali passati alla regione stessa, e tra questi ci sono soprattutto gli enormi patrimoni mobili, non immobili ma mobili,
tra i quali cito quadri anche di grande valore, statue, sculture amovibili, biblioteche, documenti di valore, archivi storici, disegni, stampe, oggettistica e collezioni varie. Allora arriviamo alla domanda che è in 3 fasi. La seguente: dove è attualmente sistemato questo patrimonio? Penso sarà stato diffuso fra varie località. Ci sono attualmente inventari specifici? C'è un dettaglio dell'attuale sistemazione anche per impedire eventuali dispersioni? E con quali criteri la Regione, con quali criteri distintivi questo patrimonio mobile verrà reintegrato e redistribuito nelle nuove province, proprio trattandosi di materiale di origine provinciale? Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Grazie a lei Enrico, buona giornata. Allora, si torna al signore palazzo pone una questione che sicuramente si affronterà, non in maggio, molto probabilmente, ma allora cosa dice? I beni immobili, prima Palazzo Galatti, Galatti, sì, esatto. Però ci sono anche i beni mobili, dopodiché penso che lui stia parlando delle le collezioni, i quadri, i musei, l'arte, certo, no? La parte artistica. Allora, ci sono per esempio a Palazzo Galatti ci saranno stati dei quadri che sono anche delle opere d'arte, immagino che sono ancora lì, saranno stati inventariati come bene della regione e nel momento in cui quella diventa la sede della nuova provincia, della rinuova provincia di Trieste, il quadro ripassa, no, reinventariato come, e quello non c'è grande problema. Però vi faccio un esempio. A Gorizia noi avevamo i musei provinciali. È vero. No, i musei, Certo. Palazzo Attems, c'era qualcosa a Gradisca, eccetera, eccetera. Ai tempi questi furono passati tutti alla regione. In blocco. In blocco. E per esempio il Signore dice dove sono finiti e torneranno, no? Allora, però su questi beni credo che le cose principali o collezioni e robe siano passati all'ERPAC. All'ERPAC, l'ente regionale. No, credo che il grosso ai tempi, quando ancora con Serracchiani, sia stato creato apposta questo ente per la cultura, no? E i musei, e praticamente sia più o meno tutto lì. Dopodiché potrebbe tornare. Ecco, questa è una delle questioni che si affronteranno diciamo in quest'anno, perché istituite le province con delle funzioni base, ogni assessorato poi farà una legge, diciamo, speciale di settore in cui dirà quali funzioni del suo assessorato passeranno alle province. Quindi li discuteremo, l'assessore Anzil alla cultura e sport dirà bene, io passerò i beni museali di Palazzo Attems, torneranno alla provincia. Sì, no, ci sarà tutta una discussione. O teniamo l'ERPAC come ente unico. Ci sarà una discussione in quest'anno sui casi particolari, perché poi, vedete, una delle cose particolari che mi ricordo, quando abolirono le province, no? Perché sono 1000 i casi, come bisogna stare attenti. Quello no? che segnalava Enrico. Saltò fuori che bene culturale, no? Non mobile ma immobile, fosse addirittura la statua di Massimiliano d'Asburgo in centro a Cormons. È vero. No? Per cui doveva essere ceduta, se no non si sapeva di chi era, no? Al comune, giustamente. No, poi saltano fuori tutte queste cose che vanno affrontate anche nei casi singoli. Sì. Chiaro, allora ci scrive Paolo, sempre in merito alle province, insomma scalda abbastanza gli animi, no? Questo ritorno previsto, dice sarebbe meglio seguire l'esempio del Trentino Alto Adige, cioè 2 enti separati in Friuli e la Venezia Giulia, ci sono tanti friulani e triestini che lo vorrebbero veramente, dice Paolo, sarebbe più a favore insomma di 2 questo è un ragionamento anche giusto, che secondo me, cioè vuol dire 2 province, solo 2 province autonome,
poi il problema sarebbe che ci sarebbe una grandissima e una molto piccola, essendo Gorizia e Trieste sostanzialmente, immagino, no? Giustamente. Però per avere due cose, cioè, questo è, guardate che quello che ha detto il signore è un filone di pensiero che va molto indietro nel tempo, no? Cioè, la politica ha sempre pensato a questa cosa, c'è sempre stato un filone che diceva perché non facciamo come il Trentino, forse non è un po' più difficile proprio per le dimensioni, poi c'è Pordenone che vuole la sua identità, per esempio, però insomma è un modello, quello del Trentino Alto Adige, che secondo me è valido e potrebbe essere anche per noi, insomma, avrebbe il suo senso. Sì. Anche da noi. Invece oggi parlerete non solo di province, credo, ma anche vi occuperete di una mozione che riguarda i porti d'Italia, no? Che è stata presentata dal Partito Democratico. Come andrà la discussione? Insomma, cosa pensa di questo allarme che hanno fatto gli esponenti del Partito Democratico in Regione sulla possibilità, insomma, che ci sia meno autonomia sostanzialmente per il porto di Trieste, per quello di Monfalcone? Allora c'è questa mozione che dice di salvaguardare, tentare di evitare. Allora cosa succede? Che c'è una proposta, uno schema di legge che modifica più o meno il sistema portuale, il sistema porti, stabilisce crea questa, o vorrebbe creare, non è nemmeno depositato, mi pare al momento, vorrebbe creare questo società Porti d'Italia SPA, che diventerebbe SPA, che diventerebbe competente di tutti gli interventi infrastrutturali e di investimento, ma anche di marketing, mi pare, di tutti i porti d'Italia. Ora, questa cosa ha il suo senso, c'è anche un asset strategico, cioè creare una società che in maniera coordinata mette insieme tutte le portualità e il sistema porti, che ricordo è un settore vitale per l'Italia. Pensiamo alle sue coste, ma pensiamo anche a quello che sta succedendo, cioè la crisi deriva dal traffico marittimo in realtà e da chi lo blocca. No, quindi ha un senso avere una gestione unitaria, anche se magari provate a pensare se l'Italia dice beh, ma io voglio cominciare ad andare a intervenire o a costruire porti come fa la Cina, la Turchia o altri in altri posti del mondo, no, per avere una mia proiezione e guardare finalmente ai miei interessi. Dall'altra parte va detta una cosa, anche in maniera molto chiara, che questa operazione qui chiaramente non può togliere autonomia o intervenire troppo sulle autorità portuali che rappresentano e sono dei collettori degli interessi economici dei nostri territori. Pensiamo appunto a Trieste. Quindi credo, vedremo come va la discussione, comunque cercheremo di arrivare a un punto, credo, o almeno proporremo noi come Lega, come maggioranza, no? Se poi troveremo un accordo se no, insomma. Di accordo, insomma, di mediazione. Grazie ad Antonio Calligaris per essere stato con noi. Allora lascio il suo lavoro in Consiglio regionale. Grazie, buona giornata. Grazie molte, torni presto a trovarci qui a Sveglia Trieste, grazie. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra poco sarà con noi il sindaco di Duino Aurisina, Igor Gabrovec. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste, diamo subito il buongiorno al sindaco di Duino Aurisina, Igor Gabrovec. Buongiorno Trieste, dobar dan Terst. Grazie di essere qui quest'oggi. Allora, si è parlato nella prima parte della nostra trasmissione, ha fatto molto discutere anche i nostri telespettatori il previsto ritorno delle province, no? E si parlava anche di Duino Aurisina, fra l'altro di questa proposta che c'era stata nel passato che Duino Aurisina passasse con la provincia di Gorizia insieme a Aquileia per rifare un po' la vecchia diocesi, era una delle proposte, no? In ballo. All'epoca insomma aveva
dato una risposta piuttosto decisa, no, Sindaco? Vabbè, i miei colleghi hanno sempre avuto tanta fantasia, diciamo così che o si va a ripensare il numero delle province, quindi un'unica provincia, Trieste e Gorizia, e ci starebbe, altrimenti alla provincia di Trieste, che già era ed è e sarebbe comunque la provincia più piccola d'Italia, che le togliamo ancora Duino-Urisina, poi davvero rimane Trieste e poco più. Quindi credo che sia improponibile, ma anche poi per questioni geografiche. È vero che tutta Duino-Urisina e anche una parte del comune di Sgonico sta nell'arcidiocesi di Gorizia, ma ripensare poi un ente ex novo così limitato e così ridotto anche geograficamente per numero di abitanti diventa davvero insensato. Invece sulle province ero allora contrario, uno dei pochi contrari, quando tutto il mondo, dal centrodestra al centrosinistra, che se ne dimenticano in tanti, era per la soppressione. Sono per il mantenimento e la rievocazione, se gli diamo però un senso, quindi gestire servizi sovracomunali, strade, scuole, progetti transfrontalieri, sviluppo del territorio, servizi in comune, quindi tante cose che le province potrebbero fare, poi trovando appunto delle formazioni anche burocratiche. Oggi il problema principale non è costituire un ente ex novo, ma dotarlo di competenze da un lato, ma anche di professionalità. Vediamo quanto è difficile assumere persone, mai come in questo periodo. Persone competenti in determinati settori, soprattutto tecnici, no? sì. Tecnici, davvero i comuni si trovano in grande difficoltà. No? Ma me l'hanno detto ieri, abbiamo fatto un sopralluogo alla cartiera Mondi a Duino, hanno investito in questi anni 200 milioni di euro, hanno 200 dipendenti circa, avranno un turnover per motivi di età avanzata media, assumeranno una cinquantina di persone nei prossimi anni. Mi dicono quanto è difficile comunque trovare manodopera, tecnici, meccanici nel loro caso, mi dicono che vanno a prenotarli nelle scuole, negli istituti superiori già in quarta superiore, quindi se cercano di accapararseli già l'anno prima, i giovani che poi comunque non sono ancora pronti per fare quel lavoro, perché ci sono macchinari, tecnologie nuove, molto, molto particolari, però gli servono giovani che siano volenterosi, che siano giovani pronti a imparare e poi vanno a formarli e investire su di loro. Però lo vedo a Duino-Urisina, abbiamo appena pubblicato un concorso per l'assunzione di 3 C tecnici, quindi uomini e donne con la quinta superiore almeno, 3 C tecnici e 3 C amministrativi. C'è un interesse generale, però poi voglio vedere cosa ne esce. Diciamo, trovare oggi geometri, ingegneri, architetti che vengano a lavorare in un comune è difficilissimo. È molto complicato. Beh, questo è anche parzialmente, c'è l'aspetto buono, insomma, del lato buono della medaglia, che insomma, chi fosse interessato a indirizzare gli studi dei propri figli magari verso un settore, c'è possibilità di lavoro in quel settore. Ma c'era un titolo del Piccolo di 6 mesi fa, non manca il lavoro, mancano i lavoratori, paradossalmente. È un paradosso. Quando ero io ragazzino, dicevo, non era scontato trovare lavoro. Oggi quasi il giovane che cerca lavoro, si piazza sul mercato, soprattutto se ha professionalità, è quasi in grado di porre delle condizioni. E questa è una buona cosa, assolutamente. Allora, una telefonata, sentiamola subito. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Laura, sono Diego. Diego, buongiorno a lei. Do bardana anche al sindaco di Duino-Urisina, che tra l'altro è anche appunto ex consigliere regionale. Allora, io faccio solo 2 ragionamenti di buon senso, di buon padre di famiglia sul discorso delle province. È chiaro che è stato un grave errore eliminarle per poi doverle ripristinare, credo siamo l'unica regione in Italia ad aver fatto questo tipo di errore, ma a maggior ragione se vogliamo rimediare a questo errore, e concordo qua con il sindaco, mi sembrerebbe utile rifarne 3 di province, quindi conglobare, agglomerare appunto la provincia di Trieste con Gorizia, anche per una questione poi di ripristino strade, di competenze relative soprattutto all'asse viario, e per contrappeso mantenerne 2 comunque più grandi, quella di Udine e di Pordenone, per lo stesso tipo di ragionamento, insomma. Ecco, vorrei un attimino sentire il parere al riguardo del sindaco,
ma mi piacerebbe anche che poi questi intenti, queste idee si concretizzassero, perché si arriverà appunto al ritorno delle province e sarebbe utile arrivarci con idee ben chiare, quindi vedremo se effettivamente verrà fatto questo accorpamento. Con questo vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Grazie Diego, buona giornata a lei. Insomma, questo ritorno delle province è molto all'attenzione, in particolare nella giornata di oggi, perché se ne parlerà in Consiglio regionale, c'è anche la possibilità di questo referendum che incombe, insomma, possibile referendum. Diego dice invece bene il ritorno delle province, ma dovrebbero essere 3, quindi Trieste e Gorizia accorpate, no? Quindi un progetto diverso, un po' diverso. Beh, un po' l'ho accennato, no? Poi c'è il discorso dei campanilismi, ciascuno vorrebbe avere la propria poltrona, il proprio campanile, la propria autonomia, però è anche vero che Trieste e Gorizia sono un territorio abbastanza omogeneo, il Carso diciamo arriva a buona parte del Goriziano, i comuni della fascia di confine sono comuni statutariamente bilingui, anche questo è una cosa abbastanza simile. Si va ad aggiungere a Trieste, collegare direttamente con la città di Monfalcone, c'è un passaggio dal Carso al Coglio, quindi tutta una serie di, la stessa città di Gorizia con tutte le peculiarità che ha, quindi c'è un senso anche nel immaginare uno sviluppo e una gestione comune di un'area un po' più vasta. Non da ultimo la Camera di Commercio, c'è già una Camera di Commercio unica tra Trieste e Gorizia, non ne abbiamo più 2. Quindi si potrebbe ragionare in questo senso. Poi c'è l'incognita appunto dei referendum, abbiamo visto che i referendum possono portare grosse sorprese, assorbono grandi energie. Se poi c'è l'intenzione o l'ambizione di ripristinare le province entro la primavera, con voto la primavera prossima, mettiamoci ancora un referendum e una discussione un po' più allungata su come farlo e come immaginarle, è chiaro che la prossima primavera non ci saranno ancora. È chiaro. Un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono io. Sì, buongiorno. Buongiorno. Su quella questione delle province, sì. Per una cosa, ho guardato, mi sono andato a guardare le province della Venezia Giulia, anteguerra. La provincia di Trieste comprendeva tutto il golfo di Trieste, da Muggia fino a Grado, appunto a Sdoba. Quindi io proporrei anche delle rettifiche. La parte che è rimasta in Italia della provincia di Trieste, aggiungerla come era prima. Monfalcone doveva tornare provincia di Trieste, in poche parole, anche perché c'è della Fincantieri a Trieste, quindi e in cambio, oltre che la Quileiese, che si era già parlato, dare alla provincia di Gorizia, non so, parte delle valli del Natisone che hanno popolazioni che parlano di lingua slovena. E quindi si un po' diminuirebbe la provincia di Udine e si renderebbe più decente la provincia di Trieste. Ecco. Questo è il riequilibrio a cui pensa lei. Capito. Grazie del suggerimento, insomma un altro contributo. Come vedrebbe invece questa proposta del signore che ha telefonato? Sì, va valutata attentamente, innanzitutto coinvolgendo nella discussione i comuni che verrebbero spostati, agganciati o comunque coinvolti. Non si può immaginare un riassetto del territorio senza un nulla osta, senza un coinvolgimento attivo delle amministrazioni locali. Lo abbiamo visto con le UTI, create come sostituto delle province, sono state respinte innanzitutto da buona parte dei sindaci, tutto il centrodestra allora, perché le UTI erano la creazione del centrosinistra, ma anche nel centrosinistra, ricordo bene, anche nei sindaci che avrebbero dovuto per logica di partito e disciplina un po' allinearsi, ecco, c'era un grande mal di pancia e de facto poi quello che doveva essere sostituto, il sostituto delle province, non è mai decollato, non ha mai funzionato. Allora, dobbiamo fermarci per una piccolissima pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimo ancora con il sindaco di Duino Aurisina, Igor Gabrovec, per parlare anche della preparazione alla stagione estiva, no? Di tutto il comune, in particolare delle zone. C'è un grande fermento. C'è grande fermento, allora ne parliamo fra pochissimo.
Rieccoci in diretta, allora sempre in compagnia del sindaco Igor Gabrovec, sindaco di Duino Aurisina. Allora, che cosa si prepara? Cosa bolle in pentola? Prima diceva la situazione insomma è in evoluzione in vista dell'estate, no? No, certo, l'estate è alle porte e l'erba già cresce, ecco, proprio venendo da Aurisina, con la pioggia di oggi sicuramente tempo una settimana avremo 1 metro di erba ovunque. Infatti rientrando in municipio ho già un primo briefing con gli uffici preposti alla manutenzione del verde per vedere degli interventi anche prima del previsto, perché poi vengono calendarizzati degli interventi, ma la natura non è che si attiene ai nostri cronoprogrammi, alle disponibilità finanziarie. L'erba cresce e chi viene, che sia nostro concittadino o ospite, te lo fa pesare sempre. Abbiamo quasi un centinaio di chilometri di strade tra buona parte comunali, poi anche di altri gestori, e di ex provincia, strade statali. Ciascuno segue le proprie strade, però ecco, ci vuole poi una regia comune e soprattutto chi vede un qualsiasi piccolo segno di degrado non lo accetta. Sono stato qualche giorno a Tirana, in Albania, ecco, inviterei i miei concittadini a dare un'occhiata ai cassonetti dell'immondizia lì, allo stato delle strade lì, al traffico. Però siamo abituati bene, lo dico sempre, e quando facciamo dei paragoni non ci paragoniamo al sud Italia o all'Albania, per dire, ma diciamo però in Alto Adige, in Sud Tirolo, a Bolzano, a Trento è tutto perfetto, tutto pulito, tutto mantenuto, è vero. Ed è vero che come amministratori dobbiamo cercare di seguire l'esempio di chi funziona molto meglio, no? E non molto peggio. No, tornando ai preparativi, ecco, abbiamo innanzitutto stiamo concludendo un grosso piano di asfaltature, approvato un anticipo di asfaltature di quasi 200.000 euro su alcune frazioni. Segue a ruota un grande piano che era un po' in sviluppo già da qualche anno, con alti e bassi, con problemi burocratici, di quasi 700.000 euro, e a ruota io punto davvero prima delle prossime elezioni aggiungere, se non altro in buona parte, 1,5 milioni circa di asfaltature, toccando quindi quantomeno, non dico tutto il comune perché sarebbe impossibile, ma dar risposta a tutte le criticità su asfaltature non fatte, io credo da un quarto di secolo abbondante, in certi casi anche prima. E poi c'è l'area balneare, la Baia di Sistiana, dove stiamo facendo i primi interventi. Ci sono già 2 chioschi su 4 di quelli stagionali aperti già da Pasqua. La settimana scorsa abbiamo avuto un bellissimo evento, ripetuto quest'anno per la seconda volta, una specie di street food festival promosso da un'organizzazione che appunto fa questi eventi di street food. Era come se posso fare un paragone, gusti di frontiera in piccolo, un 10 furgoni con diverse proposte, però hanno creato allegria, novità in un luogo che sta rinascendo, diciamo, dopo il torpore dell'inverno. Ecco, da questo punto di vista, proprio lì, diciamo, nella baia, no, di Sistiana, è un po' questa la novità di quest'anno, una diversa sistemazione proprio della questione chioschi. Sì, allora avremo per l'ultima volta, poi qualcuno me lo dirà, che il sindaco lo ha detto diverse volte, ma diverse amministrazioni l'hanno detto che ogni estate è l'ultima provvisoria. I chioschi saranno, io spero davvero quest'anno, per l'ultima volta 4 chioschi stagionali che poi devono essere smantellati a fine stagione, in quanto siamo già a buon punto per pubblicare un bando per la costruzione, diciamo così, edificazione di 3 chioschi fissi, un po' come vale per il lungomare di Barcola, che potranno stare lì tutto l'anno, ovvero per molti anni, facendo un bando per una gestione quinquennale o anche oltre, affinché ci sia un gestore che può tenere aperto anche tutto l'anno. C'è un weekend di sole, di bel tempo in novembre, dicembre, gennaio, febbraio, si può aprire come succede a Barcola, che significa avere servizi igienici presidiati e aperti e utilizzabili tutto l'anno. Significa dar certezza anche all'imprenditore poi che deve gestirli, perché saranno degli allestimenti base, e poi a seconda se uno vuole fare la gelateria o vendere kebab o panini o pizza o fritto di mare, ecco, va a completarli individualmente. Per far questo però devi sapere che non stai una stagione o 2, ma che starai lì 5 o 10 anni. Consentire un investimento più strutturale. Consente un investimento, quindi con delle zone attrezzate, moderne, a norma,
con spazi esterni anche coperti, quindi io credo che faremo una bella cosa, e i lavori di predisposizione iniziano appena smantellati questi a fine stagione. A fine stagione, quindi a fine anno, inizio anno il bando per la gestione, e con la prossima estate dovremo arrivare in questo periodo a inaugurare, tagliare il nastro sui nuovi chioschi. E poi c'è tutto il discorso di Castereggio, che anche lì siamo a buon punto per chiudere il capitolo del partenariato pubblico-privato, anche lì un bando in questo caso di gestione trentennale che prevederà circa 5 milioni di euro di investimento per riqualificare Castereggio e farlo tornare, per quelli che hanno qualche anno in più di me, a quello che era il vecchio Castereggio degli anni 50, nato sotto il governo militare alleato, grazie all'imprenditore Castereggio, appunto, che si chiamava di cognome così. Questo è il motivo, insomma, di questo nome. Quindi, sarà una bellissima cosa. Per la stagione in corso ci saranno delle novità? Allora, delle novità sì, andiamo adesso a rinnovare in questi giorni il contratto di gestione temporanea sia dei parcheggi e della spiaggia di Castereggio, che è l'unica comunale. La novità dovrebbe essere innanzitutto, si inizierà un po' prima la stagione. L'anno scorso siamo arrivati molto tardi con 2 gare deserte e la terza poi arrivata in zona Cesarini, quindi con spiaggia allestita a metà giugno, qui potremo partire già con l'inizio di maggio. Una bella novità sarà il Sea Track, quello scivolo attrezzato per disabili automatizzato, che l'hanno sperimentato a Muggia l'anno scorso. Noi ne abbiamo preso uno uguale, anche posso aggiungere con orgoglio full optional, nel senso un modello molto più completo, con tanti accessori. Verrà allestito, predisposto, montato nella spiaggia di Castereggio, raggiungibile quindi e utilizzabile da disabili, che potranno spostarsi dalla carrozzina o con un aiuto sulla seggiola, scendere in mare autonomamente, dal mare risalire autonomamente nuotando sul sedile meccanico e ritornare sulla spiaggia. Utilizzabile per chi ha disabilità, ma anche per chi è semplicemente anziano, o che anche per chi non è anziano ma ha avuto un'operazione, qualcosa di difficoltà di deambulazione, e grazie a questo ha la possibilità e la dignità di essere autonomo nel passare dalla spiaggia al mare e viceversa. È un bel servizio che aggiungerà ciò che abbiamo fatto a sostegno a favore delle persone con disabilità in tutti questi anni. Allora, c'è un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Rosanna Cante, abito in piazza del municipio, proprio saluto il signor Sindaco. Buongiorno. Volevo chiedere 2 cose in merito all'argomento che state trattando. Uno per quanto riguarda la linea dell'autobus che scende il fine settimana giù a Sistiana Mare. Invece di avere questo servizio solamente il fine settimana, questo bus navetta, chiamiamolo così, non si potrebbe intensificare le corse durante la settimana anche della linea 44? Perché non credo che il problema sia il traffico, perché come scende alla sabato e domenica può scendere anche durante la settimana, perché gli orari che portano oggi come oggi giù a Sistiana Mare, intendo durante la stagione estiva, sono veramente irrisori, ecco, perché ci sono dei buchi di orari incredibili, si scende alle 8 e prima dell'1:30 non si arriva a salire, ecco. Questa una domanda. La seconda, sentivo che parlava dell'asfaltatura, e a questo punto auspico vivamente che in queste asfaltature si racchiuda anche il rifacimento dei marciapiedi, perché oggi come oggi sono veramente a rischio di vita umana. Grazie e buon proseguimento. Grazie a lei, buona giornata. Allora, 2 domande specifiche, no? Linea bus è possibile? Sì, noi inizio con i marciapiedi perché inizi pure. Poi la bellissima notizia è soprattutto sui bus. Con i marciapiedi c'è già il progetto di rifacimento, anche quello era bloccato da un po' di tempo e anche finanziato. Dovrebbero essere davvero a breve. Io ricordo sempre però, ecco, in tante frazioni protestano per i marciapiedi mal messi. Io voglio ricordare che il Duino Bresina ha 18 frazioni, in buona parte di queste frazioni non c'è un solo marciapiede. Diciamo che i marciapiedi già dove ci sono un lusso. Concordo però che vanno mantenuti, perché con il tempo si sono sgretolati, si sono create delle difficoltà, delle buche, dei cedimenti, e vanno messi in sesto.
In questo caso proprio sulla zona di Auresina Cave, la zona del municipio, e il progetto dovrebbe essere in conclusione, è finanziato e dovrebbe essere a breve. Bellissima novità invece, che è uno scoop perché lo sa soltanto il mio staff più ristretto. Nella prossima estate la linea 70 che collegava la stazione di Visoliano passando per Sistiana e raggiungendo Sistiana Mare nei sabato e domenica ogni mezz'ora, 40 minuti circa, quest'anno, ho chiuso l'accordo proprio nei giorni scorsi con Trieste Trasporti, sarà presente nella stagione estiva ogni giorno, quindi tutti i 7 giorni della settimana. Non solo, anche sarà felice la signora Cante che ha chiamato perché abita a Auresina Cave, quindi vicino al municipio, non collegherà soltanto la zona della stazione di Visoliano, ma partirà proprio dal municipio, dalla zona della stazione ferroviaria di Auresina Cave, in quanto lì c'è uno spiazzale, si può anche parcheggiare, si può raggiungerlo in autobus con tutti gli autobus che arrivano, le 43 anche, comunque mi sembra la 39 anche, ma sicuramente la 44 con cadenza oraria. E passerà diciamo ogni ora, circa ogni 40 minuti ogni ora, tutto il giorno, collegherà l'Auresina municipio, passando per Sistiana Visoliano e arrivando a Sistiana Mare. E elimineremo le poche corse che c'erano della 44, che andava la 44 direttamente a Sistiana Mare, grazie a questo collegamento continuo tipo a staffetta della 70. La nuova 70, rendendo più rapida sì, il problema era che quelle poche 44 che scendevano in baia si inchiodavano lì tra parcheggi malfatti, tra gente che cercava parcheggio, e creava ritardi inaccettabili in tutta la linea, perché la 44 collega ogni ora Piazza Oberdan fino a San Giovanni Duino, Villaggio del Pescatore. È un tratto lunghissimo e bloccandosi 20 minuti in Baia di Sistiana scombussolavano tutte le coincidenze e tutti i collegamenti, per non parlare degli autisti che andavano di matto. Ecco. Quindi questa è la grande novità, ecco, ci sarà un collegamento continuo con la Baia di Sistiana tutti i giorni, tutte le settimane della stagione estiva. Una bella notizia. Una bella notizia davvero, sono proprio felice. Rosanna che ci ha chiamato, insomma, che ha permesso al sindaco di annunciare questa bella novità. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, è l'ultima della mattinata, ci rivediamo fra pochissimo. Allora, ultima parte della nostra trasmissione, ancora in compagnia del sindaco Igor Gabrovec. Ci sono davvero tanti eventi che si preparano per l'estate, ma già a partire insomma dall'inizio di maggio, no? Quando inizia più o meno la stagione. Allora, è anche in realtà un evento molto importante al Castello di Duino già a partire da giovedì prossimo, quindi a metà aprile. No? Giovedì prossimo è già emerso qualcosa sui media. C'è stata una conferenza stampa, credo, la settimana scorsa. Giovedì dopodomani quindi viene inaugurato al Castello di Duino una bellissima mostra di Lego. Verrà proposto il Castello di Duino in una costruzione Lego di 300.000 pezzettini singoli. Il Castello di Duino e Parco ricostruiti in scala, però grande, alto 2,20 metri, 2,50 metri, quindi bello massiccio. Una costruzione, e poi tutta una serie di piccoli dei ritratti, anche il Molo Audace mi sembra con la Bora, la Scala Palladio del Palazzo del Castello di Duino. Ecco, il castello e altre cose che vengono presentate da giovedì in poi e rimarranno poi come mostra stabile per sempre al castello, anche si potrà vedere in tutti i mesi e anni successivi. Poi arriviamo alle festività di maggio, dal 25 aprile al 1 maggio. Il 1 maggio ci sarà una bellissima kermesse a Porto Piccolo legata alla promozione delle barche d'epoca, quelle davvero vecchie, barche a vela in legno, con Fantasia 1914 che è stata presentata l'anno scorso ed è davvero un gioiello della tecnica nautica di un secolo e oltre fa. Andiamo poi a ruota, ecco, a fine giugno Mare Vitosca, sempre al Castello di Duino, un weekend all'insegna della Vitosca, che è il nostro vino autoctono, poi abbinato a tutti quelli che sono i piatti e i ristoratori, e i panifici, i produttori, non soltanto della provincia di Trieste, ma anche di Gorizia, della regione e transfrontalieri, per creare un abbinamento tra vini di eccellenza e cibi di eccellenza, promuovendo il concetto del territorio, che è un territorio di qualità, attraverso il saper gustare, non ubriacarsi e basta, ecco,
saper gustare il buon vino e il buon cibo attraverso i principi anche del locale, biologico, salubre. Quindi attrattività turistica ma anche promozione del stile di vita positivo e sano. E sano. Allora c'è una telefonata, la sentiamo, buongiorno. Buongiorno, mi scusi, mi chiamo Maurizio, volevo solo un'informazione. Maurizio, prego. Di chi è il castello di Duino? Resta in linea che dopo gli dico il perché. Va bene. Il castello di Duino è da diversi secoli della famiglia Turnus Taxis fino alla prima guerra mondiale, oggi Torre Tasso. Al momento l'ultimo principe di Duino è il principe Dimitri, che poi nell'accordo familiare si sono divisi l'eredità, diciamo così, ed è il titolare attraverso una propria società che ha sede a Bruxelles, dove il principe Dimitri risiede. Ha grandi progetti, è a Duino più o meno una volta al mese, giovedì sarà qui presente con la famiglia, anche con sua moglie che è originaria di Bruxelles, quindi belga. Sì, le spiego perché ho fatto questa domanda. Sì. Ho fatto questa domanda perché io vedevo che Trieste ha dei castelli, no? Quello di Duino bellissimo con una storia meravigliosa, quello di Miramare e poi San Giusto e poi quello di Muggia. Siccome quello di Muggia è stato venduto agli americani, quando io ho fatto questa rimprovero, qualcuno ha risposto alla telefonata dicendo una vendita tra privati. Io penso che se un bene di una città, di una cittadina viene messo in vendita, il diritto di prelazione deve essere per la cittadina, per il sindaco, per il comune, perché deve restare, come in questo caso con la mostra del Lego e tutto, a disposizione dei cittadini, e gli incassi, i benefici economici, diciamo così, non devono essere venduti a terzi come si usa a fare oggi, prendere i soldi pubblici, costruire qualcosa e poi darlo in gestione a non chi lo merita, a chi vince la gara, che poi si sa che le gare le vincono sempre chi deve vincerle, no? Ecco, per questo vedo che lei è orientato per usare qualcosa per il bene di tutti e non per il bene di qualcuno, e questo le dà la mia approvazione, anche se non sono un suo non concittadino, insomma, uno che abita dove lei amministra, ecco. Venga a abitare da noi, c'è spazio. C'è spazio. Sì, la ringrazio. Maurizio, verrei molto volentieri, perché sono triestino da 4 generazioni e amo questa città, e vederla così mi distrugge il cuore, però penso che bisogna restare qua per lottare, perché se vai via lasci il campo libero a chi ti massacra e ti vende la città. Adesso vogliono vendere anche la casa Don Marzari, che era una casa, ecco. So che lei ha dei problemi con le case di riposo, visto che parlavamo di anziani disabili, problemi economici non suoi, che aumentano le rette, ecco, ma sono sicuro che una persona come lei, che è giovane e che si muove in questa maniera, penso onestamente che riuscirà a trovare la soluzione. Grazie per l'attenzione. Grazie Maurizio, buona giornata. Allora, sì, il castello di Muggia, allora lì c'era, tra l'altro, quando è stato messo in vendita, ci sarebbe stato il diritto di prelazione, poteva essere esercitato il diritto di prelazione dal pubblico, del comune anche, che mi sembra di aver capito, non ho poi seguito nei dettagli, o per il tempo che mancava o per i soldi che non c'erano, ha ritenuto di non esercitare questo diritto. Poi magari anche un privato che prende la cosa e vuole valorizzarla nel modo giusto e non la chiude per se stesso, e da quel che ho capito il nuovo proprietario, la famiglia, è propensa a un utilizzo e una promozione pubblica, può essere anche una cosa meno peggio, una cosa buona. Da quel che ho capito, anche quel che ho letto, se non sbaglio, il capitale è americano, nel senso che questa famiglia è originaria da qui, di Trieste, sì. lavora, vive in America, lì ha guadagnato evidentemente e ha rivestito a Muggia, quindi una cosa buona. Il castello di Duino è di proprietà della famiglia Torre Tasso, quindi dei principi di Duino da molti secoli. Prima c'erano altre case principesche, il castello, tra quello nuovo e quello vecchio, ha comunque qualche millennio di storia e tradizione, sono edificati poi su fortezza romana quello nuovo, e addirittura sembrerebbe un tempio druidico quello antico, quello vecchio sul mare, che adesso è una rovina. Quindi c'è una grande storia. Anche nel passato era in vendita un periodo il castello di Duino, c'era un interessamento allora della regione, mi sembra presidente Alessandra Guerra, la prima presidente leghista di allora,
c'era una trattativa in corso, poi non se ne è fatto nulla, ecco, con una specie anche di prelazione su altri immobili della regione. Allora c'è stata una grande asta, sono stati venduti buona parte degli arredi del castello di Duino, quindi c'era da parte della famiglia Torre Tasso un'intenzione di alienare questo bene. Poi hanno cambiato idea evidentemente e l'hanno trasformato non più in residenza, quando il principe a Duino non dorme nell'edificio principale ma in una specie di dépendance laterale, comunque sua, sempre di proprietà loro. Il castello è aperto al pubblico sia per visite che per eventi quasi tutto l'anno e in questo senso è un po' pubblico. Una bella cosa, tra l'altro una bella iniziativa dei principi che lo gestiscono, e tutti i residenti pagando un ingresso una volta all'anno, poi con quella stessa ricevono una tessera di cittadini Duino Urisina residenti e entrano nel castello tutto l'anno quando vogliono, per una passeggiata, per un giro, per portarci degli amici. Quindi anche un bel incentivo per rendere il castello un po' accessibile, ecco, con un solo ingresso tutto l'anno ad ogni cittadino residente. È una bella cosa sicuramente. Allora, al sindaco Gabrovec ci scrive Nicola, la sto vedendo in questo momento, sono residente da non molto in questa Questa è la seconda amministrazione che mi trova e complimenti per tutte le volte che ad ogni segnalazione si è subito adoperato, anche in prima persona. Più volte ho trovato ridicolo che l'opposizione si prenda spesso meriti di cose fatte dall'amministrazione. Voglio dire che noi cittadini non siamo stupidi e sappiamo chi lavora e chi parla nei bar. Un applauso alla dolce elegante, grazie a Massimiliano e Letizia, grazie per questa bella mail, insomma fa sempre piacere i complimenti, no? Sì, diciamo così, io ho passato buona parte della mia vita politica all'opposizione, in consiglio provinciale, in regione quasi sempre, in consiglio comunale anche a Duino Urisina, quindi ho grande rispetto e simpatia per chi sta all'opposizione, perché non è un ruolo facile. È importante che l'opposizione sia costruttiva, che sia creativa anche, che sia anche critica e quindi dia uno spunto, un'accelerazione, una motivazione in più a chi amministra. Poi ecco, ci sono limiti e limiti, criticare e basta, oppure prendersi magari meriti quando non ci sono le condizioni per prenderseli, e poi diventa questione di stile personale. Io so che ho sempre in questi anni, avendo proprio rispetto davvero, ma sincero rispetto per l'opposizione, ho sempre ascoltato molto le loro proposte e quando veniva proposto qualcosa di buono veniva sempre accolto. Infatti tanti, anche diversi bilanci del Comune in questi anni venivano approvati con voti anche positivi, quindi favorevoli dell'opposizione, o con astensioni in tanti casi, perché la stessa opposizione confermava che l'amministrazione, la maggioranza, il sindaco e gli assessori andavano a recepire quelle che erano le proposte, che sono sempre degne di nota, perché l'opposizione rappresenta bene o male quasi la metà dei votanti. E quindi ogni consigliere rappresenta una fetta di elettorato, una fetta di cittadini, ed è importante che venga considerato come tale. Il sindaco eletto corre per una parte, ma quando viene eletto, lo dico sempre, io l'ho fatto in prima persona, mi sono spogliato anche di appartenenze sia partitiche che anche nazionali. Non c'è il sindaco di lingua slovena che si occupa delle associazioni slovene e basta. Diventi sindaco e sei per uomini e donne, per sloveni, per italiani, per turisti, per residenti, un po' per tutti. E per chiunque, a prescindere dal voto che hanno espresso. Intanto me lo dicono, poi sai, ho votato all'altra parte, ma ti ringrazio perché stai seguendo questa cosa molto importante, mi fa piacere. E questo fa piacere. Allora ci scrive il nostro telespettatore affezionato Gianni, dice: saluto la conduttrice il signor Gabrovec, il bravo sindaco di Aurisina, ascoltando sempre Sveglia Trieste, ho sentito da una gentile signora le stesse problematiche di strade e marciapiedi che abbiamo anche noi qui nella nostra città di Trieste. Un saluto dal vecchio Gianni, vecchio insomma, diciamo così, molto attento anche alla storia di Trieste, anche perché Roby ci scrive: buongiorno, sarebbe bello che il signor Gianni, magari in collaborazione aiutato da qualcuno, potesse raccontare le sue memorie storiche per poterle pubblicare su un libro. Sarebbe un peccato perdere i suoi racconti di una Trieste che fu, e quindi c'è anche questo dialogo, no, a distanza tra i nostri ma invitate il signor Gianni a Sveglia Trieste in una
trasmissione, anche questo potrebbe essere un bel... quelli che sono gli ascoltatori e che partecipano poi anche attivamente. L'abbiamo fatto in un periodo, sì. Sarebbe una bella cosa. Sarebbe carino, insomma, avere qua il signor Gianni. Buongiorno signor Sindaco, dober dan Zupan, una sola informazione, cosa sono quei 3 contenitori, ci scrive Stefano, che si trovano a San Pelagio in piazzetta Aurisina, vicino al cimitero e anche a Sestiana, mi pare. In tutto, quanti di questi contenitori ci saranno in giro per il nostro comune? Grazie, Hvala. Allora, sono quei contenitori che si vedono spuntare come piccoli contenitori, sono isole ecologiche interrate. Sotto quei piccoli contenitori ci sono dei vasconi che andranno a sostituire ciascuna di quelle piccole cose da 2 a 3 cassonetti che stavano all'esterno. È un inizio, puntiamo, questo è stato fatto grazie a un finanziamento PNRR, quindi un finanziamento extracomunale, ma cercando altri finanziamenti anche con fondi propri vorremmo gradualmente sostituire tutti questi obbrobri, cassonetti che stanno all'esterno, brutti da vedere ma anche poi con immondizie che rimangono anche attorno o lasciate un po' qua un po' là, che non sono un bel vedere, trasformarli in isole interrate ecologiche, appunto soprattutto interrate. Abbiamo iniziato con 6, appunto alcuni li ha indicati, altri sono anche uno ce n'è a Malchina che lo stiamo spostando perché c'era un errore progettuale, un centro Sistiana, centro Aurisina, a Ternova, a Perpoto, quindi 6 pronti, stiamo vedendo se riusciamo ad aggiungerne 1 o 2 anche fuori progetto prima della conclusione del periodo utile per la rendicontazione. Però ecco un primo inizio, verranno gestiti aperti con delle tessere che saranno distribuite a tutti i cittadini di Duino Aurisina prossimamente, saranno chiamate EcoCard, che saranno tessere legate all'apertura di questi cassonetti per evitare che conferiscano rifiuti anche cittadini da altri comuni parti, no? Ai quali viene dedicato purtroppo in passato è già successo, come succede purtroppo. Noi abbiamo un turismo delle immondizie, che porta a incrementare i costi per i nostri concittadini. E poi queste EcoCard verranno utilizzate per anche fruire di altri servizi dedicati ai nostri cittadini, che ne so, anche per accedere a mostre o anche lo stesso Castello di Duino in convenzione. Con questa tessera si entrerà. Si può fare. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Sergio, buongiorno a lei e al mio sindaco. Buongiorno. Volevo chiedere una cosa forse fuori tema. Dica. Si può mettere delle indicazioni per il Monte Ermada? Indicazioni per il Monte Ermada. Allora. Che mancano? Immagino di sì. Alcune ce ne sono e altre vengono anche incrementate adesso. Ci sono dei progetti con le comunelle che hanno posto anche delle segnaletiche nuove in diverse frazioni, tra queste anche Ceroglie che sta sotto l'Ermada. Poi in un progetto Interreg Walk of Peace, i sentieri di pace, Walk of Peace 2, tra l'altro un progetto di capitalizzazione, quindi una continuazione di un progetto vecchio, abbiamo aperto, abbiamo abbozzato perché non sarà mai quasi completato, nel senso che si può sempre aggiungere cose, il progetto all'aperto della prima guerra mondiale, della grande guerra, cerco di non utilizzare questo termine perché nessuna guerra può essere definita grande, è una grande cazzata ogni guerra, ma questa la prima guerra mondiale sul Monte Ermada ha lasciato grandi tracce, peraltro una fortezza inespugnata dell'esercito italiano allora aggressore. Questo percorso viene segnalato con tutta una serie di indicazioni che non sono più le classiche grandi tabelle, ma spesso un po' più discrete, bisogna guardarle con attenzione, con dei QR code che poi con un telefonino ti danno tutte le informazioni sui luoghi di interesse, su quello che stai vedendo, percorrendo, gustando, conoscendo. Allora, c'è una telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno, io sono Gabriela di Largo Barriera di qua di Trieste, saluto al sindaco, la saluto anche a lei e mi complimento con il sindaco perché veramente sto scoprendo quella zona facendo le camminate con le mie amiche e vedo la piazza è stata molto ben fatta, mi mancano un po' di schienali sulle panchine però quello lo possiamo aggiustare dopo. Poi quello delle
Covax, le pattumiere, quelle sono fantastiche perché mio figlio che abita all'estero le ha di fronte a casa e funzionano molto bene e sono più igieniche e più belle da vedere, e mi complimento per lui perché veramente sta usando i soldi pubblici bene, grazie, buongiorno. Grazie Gabriela, buona giornata. Insomma, abbiamo una cittadina triestina che apprezza anche sulle panchine, sono delle panche in pietra, tra l'altro per chi andrà a vederle ogni panca è fatta di una pietra di un marmo diverso, e quindi in un certo senso anche oltre a servire per sedersi nella piazza di Aurisina ci fanno conoscere le diverse tipologie di marmo, quindi e di cave dell'area di Aurisina, ma anche fino a Morupino. Sono senza schienali perché l'architetto le ha disegnate così. Io ho già risposto che cerchiamo di vedere il lato positivo, ci si siede schiena a schiena, creando un contatto e socializzando tra cittadini. Si può fare anche così. Può fare, sì. Allora, più l'ascolto e più mi convinco che Gabrovec sarebbe un buon sindaco anche per Trieste, ci scrive Roberto. Le è mai stato proposto? Sì, ho risposto no grazie, e l'hanno poi ripetuto un po' ovunque. Nel senso, no, ciascuno è giusto che faccia il sindaco quando lo fa per un periodo anche che si deve concludere, non si fa il sindaci a vita. Nel mio caso si può essere sindaci fino a 3 mandati al massimo, ma diciamo, posso annunciare che, salvo sorprese, proverò a fare il secondo. Ciascuno è giusto che faccia il sindaco di casa propria perché si conosce il proprio territorio, lo si ama, si ha un legame che supera quello che è l'ambizione forse politica o quella che potrebbe essere l'indennità. Non lo si fa per la paga, non lo si fa per il potere, si fa i sindaci dei luoghi che abitiamo perché sono, lo definisco sempre, il cortile di casa allargato, nel mio caso a 18 frazioni. La mia famiglia è presente a Duino Aurisina da più dei Turnum Taxis, che abbiamo citato prima, nel senso che abbiamo una storia che ci vede documentati presenti almeno da mezzo millennio, e il legame è forte. Ecco, mi piace, ho fatto il consigliere provinciale, ho fatto il consigliere regionale e mi occupavo, che ne so, anche di Ligosullo, della provincia di Pordenone, ma non con lo stesso trasporto perché sono luoghi che non conosci e non percepisci come tuoi e come interessanti magari. Se un cittadino di Ternova piuttosto che del villaggio del pescatore o di San Giovanni Duino o di Santa Croce mi chiama per parlarmi di un incrocio, di un bidone dell'immondizia, di un buca sulla strada, di un edificio, so già a memoria di che cosa stiamo parlando e poi vado magari a vedere, ma sai di cosa stai trattando. Allora, Maria scrive: mancano le indicazioni per le varie passeggiate a Prosecco, Aurisina e Vedetta Alice. Allora, queste le segnalazioni che fa Maria, mancano le segnalazioni. La Vedetta Tiziana Veis, diciamo che sul sentiero dei pescatori e sul sentiero della Salvia ci sono delle nuove indicazioni, anche nuove panchine, grazie a uno di quei progetti che ho indicato prima. Probabilmente molte si possono mettere ancora. In tanti casi ormai certi tipi di indicazioni sono anche obsoleti, vedo sempre più gente, soprattutto quelli più giovani assolutamente, che si muovono con il telefonino, vedono sul telefonino le indicazioni. Esatto. Comunque stiamo lavorando anche su quello. In questi anni posso affermare, questo sì, che abbiamo dotato tantissimi sentieri di nuove indicazioni, quelli conosciuti ma anche quelli meno conosciuti. Proprio ad aprile, fine aprile, andiamo a inaugurare un Carsus Trail, tra l'altro, che sarà un sentiero circolare transfrontaliero e abbraccerà tutti i luoghi colpiti dagli incendi boschivi nel 2022, passando per i comuni sloveni del Goriziano, facendo il giro attraverso il comune di Comeno, quindi Comeno, Goriansko, per arrivare attraverso Ternova nel nostro comune, poi proseguire attraverso Prepoto, San Pelagio, fino ad arrivare a Sistiana, passando per il sentiero Rilke e risalendo poi attraverso Duino, San Giovanni verso Iamiano. Anche questo sarà ben indicato con nuove indicazioni, un percorso che si farà a piedi a tappe, ecco, si può farlo soltanto qualche tappa soltanto oppure intero, per conoscere i luoghi colpiti dall'incendio e valorizzarli, rendersi conto quanto sono belli in un contesto transfrontaliero dove il Carso, ecco, così come non ci sono confini tra Trieste e Gorizia, non ci sono più nemmeno tra Italia e Slovenia, e cerchiamo di svilupparlo, conoscerlo, promuoverlo, valorizzarlo e amarlo davvero senza confini. È sempre tutto Carso, è vero. Allora, un'altra telefonata, credo l'ultima, abbiamo pochissimi minuti. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno signor Sindaco, buongiorno. Sono Luigi da Santa Croce, buongiorno.
Buongiorno a lei. Buongiorno. Sì, io volevo segnalare una problematica Sì. e tante volte, specialmente nelle orari serali, nell'intersecazione diciamo da Santa Croce scendendo per la strada principale all'altezza Naturalia, no? Tante volte ci sono delle macchine messe sempre in doppia fila magari e anche diciamo lo specchio che dovrebbe anche far vedere le macchine che giungono diciamo, dal campetto verso Prosecco non è ben visibile, cioè quindi là si rischia l'incidente. Capito. Un altro punto è anche all'altezza là mi sembra che c'è una pizzeria là, un forno, là, tante volte Forno Savini, sì. ci sono tantissime macchine parcheggiate e lì diventa anche un pericolo tante volte per chi transita, interseca diciamo questa strada. Io adesso ovviamente non è che ce l'ho con nessuno, però secondo me, a mio avviso, tante volte si può creare veramente un pericolo. Grazie Luigi della segnalazione, molto interessante sicuramente. Sì, diciamo Santa Croce purtroppo è un ibrido a modo suo, perché innanzitutto è divisa tra 3 comuni, la parte principale è Trieste, una parte minore di Duino Aurisina, diciamo andando da Aurisina verso Trieste, la parte sinistra della strada fino alla pizzeria, e poi una piccola parte nel comune di Sgonico. Attraversata il stradone che abbiamo citato è un stradone EDR, quindi ex provincia, quindi 4 amministrazioni pubbliche in un certo senso che dovrebbero seguire i problemi che si creano in quella zona. Succede che quando dovrebbero occuparsene tutti non se ne occupa nessuno, e questo è tanto che da Santa Croce in più occasioni mi hanno espresso l'intenzione, la voglia, l'idea di fare un referendum per staccare, ci attacchiamo a Duino Aurisina che è il più vicino, ecco. È più vicino, e non saremo più l'ultima frazione di Trieste. Ecco, questo potrebbe essere però ecco lì ho già incontrato più volte il presidente Paolo Vidoni, che è presidente della circoscrizione Altipiano Ovest, in contatto con EDR e anche gli altri comuni. Stiamo predisponendo alcune soluzioni proprio che riguardano la sicurezza sugli incroci, con nuovi semafori, e poi c'è sempre l'inciviltà delle persone che parcheggiano in ogni modo, anche chi magari banalmente va a prendere una pizza, la lascia per 5 minuti, 4 frecce in mezzo alla strada quasi, però può essere pericoloso. ci sono situazioni contingenti e poi altre legate al malcostume un po'. Grazie al sindaco Igor Gabrovec, torni presto a trovarci qui a Sveglia Trieste, grazie. Assolutamente, parleremo del calendario degli eventi estivi nel dettaglio. Nel dettaglio, perfetto, allora la prossima volta, grazie a tutti voi che ci avete seguito, buona giornata a tutti. Buongiorno.